buongiorno. Venerdì 6 maggio parte una nuova edizione di prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, come sempre con tanti ospiti, tanti argomenti di cui parleremo. Saremo insieme fino alle 14:30. Oggi in Veneto è arrivato il Ministro del Lavoro, il Ministro Orlando. Anche qui seguiremo il punto stampa che è stato convocato intorno alle 13:15 nella sede del Partito Democratico di Padova. Poi ci sono i dati del Covid. I dati del contagio diffusi da Azienda Zero sono questi: nelle ultime 24 ore ci sono stati 4.464 nuovi contagiati, ieri erano 5.344, un leggero calo, ma continuano ad essere molti i contagi, soprattutto le reinfezioni, come stiamo apprendendo in queste ore, da Covid-19 registrate in Veneto. Ed è di ieri, lo voglio ricordare, la notizia che è stato dato il via libera alla somministrazione della quarta dose di vaccino per i pazienti che hanno più di 80 anni anche nelle farmacie. Il protocollo è stato firmato e insomma tempo di rifornirsi di dosi e sarà possibile appunto poter fare la quarta dose anche all'interno delle farmacie. Poi c'è il fronte della guerra con il dibattito se continuare ad inviare le armi, e questa volta è Conte, il leader dei 5 Stelle, che chiede il voto in aula. E poi l'altro tema importante: iniziano a definirsi le linee guida per i bonus che potrebbero arrivare nelle pensioni e nelle buste paga dei lavoratori a partire da luglio. Il bonus da 200 euro per pensionati e lavoratori è stato esteso anche a collaboratori domestici, lavoratori autonomi e anche a chi percepisce il reddito di cittadinanza. Poi c'è il bonus dei trasporti, sono 60 euro per chi va a studiare, va all'università, va a scuola, ma anche per chi va a lavorare utilizzando i mezzi pubblici, e parleremo ovviamente anche di questo. Siamo in attesa di collegarci con il nostro Lucio Zanato, che ha ripreso la partenza delle salmerie da Vittorio Veneto. Ovviamente stiamo parlando della 93esima adunata nazionale degli alpini Rimini-San Marino, che noi ovviamente seguiremo a partire dalle 9 del mattino domenica, come sempre in diretta. Ma intanto diamo uno sguardo alla cronaca, e la cronaca in prima battuta ci porta a Vicenza, perché è stata disposta l'autopsia sull'operaio deceduto nella roggia a Costa Bissara mentre guidava il trattore tagliaerba per i lavori di manutenzione ai bordi della ciclabile. Intanto l'amministrazione si stringe attorno alla famiglia. Ha aperto un fascicolo di indagine per far luce sulle dinamiche che hanno portato alla morte di Antonio Fabris, l'operaio comunale di Costa Bissara, deceduto sul lavoro mercoledì dopo essere caduto nella roggia a bordo del trattorino tagliaerba. Disposta l'autopsia che chiarirà le cause del decesso, se si sia trattato di un malore o di una fatale distrazione per l'uomo 64enne che sfalciava l'erba accanto alla ciclabile di via Martiri della Libertà quando il piccolo trattore che stava conducendo è scivolato all'interno del canale. A dare l'allarme un passante, poi l'intervento della polizia locale del SUEM, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare, nonostante i tentativi dei soccorritori di rianimarlo. Dipendente comunale da più di 30 anni e prossimo alla pensione, era molto conosciuto nella cittadina appena fuori dalla cintura urbana di Vicenza, che si stringe nel dolore alla famiglia. Vorremmo anche che la cittadinanza partecipasse, mi pare che già sentendo le persone lo conoscevano in tanti, quindi c'è questo dolore anche diffuso nella gente. Forse oggi decideremo un po' tutto, anche dare una mano alla famiglia dove si può, insomma, ecco. Non è un cittadino nostro, ma è un fratello nostro. Poi c'è il mortale di ieri a Riese. Pio X ha perso la vita, un 85enne, nello scontro tra un'utilitaria e un furgoncino. Andiamo a vedere i dettagli di quello che è accaduto ieri sera. È una comunità in lutto, quella di Contea, a Montebelluna, raggiunta dalla notizia della morte di Corrado Visentin, l'85enne rimasto vittima di un terribile incidente stradale a Spineda di Riese Pio X. Agente di commercio di prodotti agricoli e veterinari per una vita, a Montebelluna era conosciuto anche per la sua passione politica, che lo aveva portato a militare nelle file della Democrazia Cristiana negli anni 60 e 80, entrando a far parte del direttivo cittadino. Ieri sera Visentin si trovava con la moglie Marisa, parrucchiera per decenni proprio a
Contea nell'auto condotta da un uomo di 67 anni di origini albanesi vicino di casa, mentre la donna ha riportato ferite gravi ma guaribili, il guidatore solo qualche escoriazione. Usciti quasi indenni dallo schianto i due occupanti del furgoncino di una ditta di Mussolente, un ragazzo di 24 anni con al suo fianco uno stegista di 17. Stando alla ricostruzione comunque ancora al vaglio della polizia locale della Castellana, all'origine dello scontro ci sarebbe una mancata precedenza da parte della Peugeot all'incrocio tra via Cendrole e via Costanza, ancora da definire la data dei funerali. Nervesa della Battaglia, restiamo nella Marca Trevigiana, un incidente sul lavoro, un operaio è stato colpito da 4 pesanti lastre, vivo per miracolo. È in ospedale con gravi lesioni alla gamba, ma è vivo ed è un vero miracolo. Poteva essere l'ennesima croce sul lavoro, ma fortunatamente se la caverà il 25enne operaio che nel tardo pomeriggio di ieri è stato colpito da 4 lastre di metallo e plastica da 250 kg l'una che gli sono finite sulla gamba dopo la rottura improvvisa di una cinghia del camion che portava il materiale. Il dramma è in un'azienda di Nervesa della Battaglia specializzata in allestimenti e riparazioni di veicoli industriali. L'operaio stava scaricando le lastre quando è successo l'incidente. Il rumore delle lastre cadute a terra e le urla dell'operaio hanno fatto scattare subito l'allarme dei colleghi. In poco tempo sono intervenuti i sanitari del SUEM 118 e i tecnici dello Spisal per i rilievi del caso e le indagini sull'infortunio. Vicenza ancora con l'operazione delle fiamme gialle che hanno sequestrato beni immobili e conti correnti ad una società che si occupa di progettazione immobiliare e non aveva versato l'IVA. Oltre 550.000 euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Vicenza ad una società operante nel settore dello sviluppo di progetti immobiliari. Accertamenti ispettivi compiuti dall'Agenzia delle Entrate avevano evidenziato il mancato versamento dell'IVA per l'anno di imposta 2018. Le spiegazioni richieste al legale rappresentante residente nel Padovano non erano state corrisposte. Ora l'uomo dovrà rispondere del reato di omesso versamento dell'IVA alla Procura di Vicenza, che ha disposto il sigillo a 50.000 euro depositati in alcuni conti correnti e quasi 500.000 euro tra immobili e terreni riconducibili alla società indagata che ha sede a Vicenza. Ancora la cronaca che questa volta ci porta nel Padovano, ha minacciato e perseguitato per mesi l'ex fidanzata, uno stalker di 45 anni, è stato arrestato. 14 mesi da incubo, spiata, minacciata, presa di mira con atti intimidatori. La vittima, una 37enne padovana, ha vissuto con la paura fino a ieri, quando il suo ex fidanzato è stato arrestato per atti persecutori, violenza privata, danneggiamenti e interferenza illecita nella vita privata. I fatti risalgono al periodo tra l'ottobre del 2020 e il dicembre del 2021. La relazione tra i due finisce, ma il 45enne non l'accetta e inizia a perseguitare la sua ex. Con un'applicazione prima riesce ad entrare nel cellulare della donna per rubarle video, foto e spiarne le conversazioni, conoscendo in anticipo tutti gli spostamenti. La donna lo denuncia ai carabinieri di Selvazzano, ma le cose non cambiano, anzi peggiorano quando lei inizia a frequentare un altro uomo. Il 45enne prima incendia l'auto del nuovo fidanzato e poi poco dopo brucia anche l'auto della 37enne. Non contento, la minaccia di morte inviandole in una busta imbottita un proiettile di piccolo calibro. Per la donna sono mesi di forte stress e ansia, riceve continuamente lettere di insulti e minacce. Nel frattempo i carabinieri portano avanti le loro indagini, che finalmente si sono concluse con l'arresto del 45enne, che ora si trova in una cella del carcere Due Palazzi di Padova. E allora noi a Padova restiamo, sono oltre 2.600 i profughi ucraini presenti ad oggi proprio nella città del Santo. Scende il numero dei nuovi arrivi, chiude il punto tamponi in stazione, a loro dedicato. Vi avevamo raccontato dell'apertura di questo servizio, evidentemente non è più necessario. Chiuderà nei prossimi giorni il punto tamponi in stazione per i cittadini ucraini in arrivo o in transito per Padova. La decisione è stata annunciata durante la consueta cabina di regia istituita dalla Prefettura per la gestione dell'accoglienza dei profughi in fuga dalla guerra. Nelle ultime settimane si è ridotto il numero di accessi al punto tamponi in stazione e quindi chi arriverà dai prossimi giorni verrà dirottato direttamente al padiglione 6 della fiera per lo screening anti-Covid. Ad oggi sono presenti nel nostro territorio 2.620 persone
persone di nazionalità ucraina. Di queste 411 sono accolte nei CAS, i centri di accoglienza straordinaria gestiti dalla prefettura, e 82 nell'hub regionale di Monselice. I minori non accompagnati in totale sono 151. Nei prossimi giorni verranno ampliati i numeri di posti di accoglienza nelle reti CAS e quindi ci sarà nel sito della prefettura un nuovo bando per lo svolgimento del servizio di accoglienza in favore dei cittadini ucraini. In tutto saranno 300 i nuovi posti sul territorio provinciale. Abbiamo parlato di bonus, l'FNP della CISL, Federazione Nazionale Pensionati, ha fatto il calcolo provincia per provincia su quanti pensionati riceveranno il bonus da 200 euro direttamente appunto all'interno della pensione. La media per il Veneto è del 92%, confermata anche per la Marca trevigiana. Il bonus a 200 euro raggiungerà il 92% dei pensionati trevigiani. Il calcolo è della Federazione Nazionale Pensionati della CISL, che ha annotato provincia per provincia il numero di destinatari della misura contenuta nel decreto aiuti. Su 223.604 pensionati trevigiani, 206.378 riceveranno l'importo direttamente con la pensione. Un dato che osa Tina Cupani, segretario generale dei pensionati del Veneto, che ci ricorda quanto siano basse le pensioni del nostro paese. A Treviso il 30% non arriva ai 1.000 euro, 2/3 sono donne. Salendo a quota 1.500 la percentuale si alza al 57%. Un piccolo intervento utile ma che non risolve il problema del carovita, secondo il segretario generale della CISL trevigiana Massimiliano Paglini. C'è bisogno di ben altro, c'è bisogno di un intervento che miri ad aumentare i salari, quindi rafforzare la contrattazione, rafforzare la ridistribuzione della produttività nelle aziende, perché in questi anni le aziende hanno incamerato molti margini e c'è bisogno che questi margini vengano ridistribuiti. Dopodiché bisogna proseguire con gli interventi strutturali a partire dalla riduzione delle accise. Insomma, meglio stipendio meno tassato che una busta paga con una voce in più, quella dei 200 euro appunto, alleggerire la tassazione con la lotta all'evasione fiscale. Anche qua servono, si stimano 15 miliardi di euro, io penso che 9 miliardi li potremmo recuperare dall'evasione fiscale in Veneto, che viene stimata esserci ogni anno. Restiamo nel trevigiano, vi abbiamo dato conto ieri del fallimento dell'Alibert, così dicono i registri del tribunale, c'è l'ultimo appello dei sindacati e le parole commosse di uno dei lavoratori. Alibert dichiarato il fallimento, fine di un'epoca per la storica azienda che produceva tortellini dal 1967 a Frescada di Preganziol. L'istanza di fallimento era stata presentata mesi fa da alcuni dipendenti dopo che il tentativo di salvare l'azienda da parte di una cordata di imprenditori che aveva rilevato l'azienda nel 2016 non ha portato gli effetti sperati. I lavoratori ci hanno messo di tutto di proprio per poter rilanciare, ma ahimè hanno soltanto visto andare via pezzi di produzione spostati in altri stabilimenti, hanno visto andare via clienti senza capire perché il prodotto è sempre stato un buon prodotto. Nelle scorse settimane la proprietà ha presentato i libri in tribunale e ieri è stato dichiarato il fallimento, che mette la parola fine su una storia imprenditoriale durata 55 anni legata alla produzione di tortellini che impegnava nel momento più florido una settantina di addetti. L'appello che noi oggi facciamo è quello che se qualcuno intende acquistare dall'asta, bene, le maestranze più che qualificate ci sono i ragazzi che hanno lavorato lì per tanti anni, si parla anche di gente che ha lavorato lì 33 anni. Dipendenti che dopo tanti anni in fabbrica amano ancora il proprio lavoro e nonostante il fallimento sperano ancora che la loro professionalità non vada perduta. L'amarezza e la coscienza a posto per aver dato tutto quello che c'era da fare. Ci sentiamo un po' traditi naturalmente, però abbiamo ancora un briciolo di speranza, come diceva Danilo, chi è a casa, anche quelli che sono andati via. La speranza è l'ultima a morire, se c'è qualcuno noi ci siamo. Le viene da piangere, si commuove. Sì, certo. Come io e i miei colleghi abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, abbiamo la coscienza a posto. Qualcun altro non so, penso di no, però noi non possiamo fare di più di così. Speriamo ci possa essere qualcuno che ci riaccoglie e noi riavviamo questa azienda.
Eccoci, allora vedo collegato il nostro Lucio Zanato, siamo a Vittorio Veneto, andiamo alla Dunata degli Alpini che, come già detto, appunto noi seguiremo in diretta domenica a partire dalle ore 9, la partenza delle salmerie ora con Lucio Zanato. Lucio, buongiorno. Sì, buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Mi trovo a Fregona dove dietro le mie spalle gli alpini del reparto salmerie, del reparto storico delle salmerie qui di Vittorio Veneto stanno caricando i muli direzione Rimini. Allora, come sempre, dopo la presentazione noi ci avviciniamo ai protagonisti, come si dice sempre, e quindi cominciamo andando dentro direttamente a vedere mentre gli alpini stanno caricando i muli. Muli che sono, diciamo, un elemento storico del corpo degli alpini. Allora ci intrufoliamo dentro e cominciamo con, diciamo, chi ha avuto per primo l'idea di questa. Allora, buongiorno De Luca. Buongiorno. Allora, contento intanto di ritornare verso Rimini? Come no, contentissimo, contentissimo. Siamo già in ritardo. Senta, c'è sempre un po' così di nostalgia per il roso, no? Lei che il roso ce l'ha nel sangue. Eh sì, il roso è stato per me il mio amore, tutto. Però insomma la vita va avanti e questi muli qua da dove arrivano e chi sono? Arrivano 4 muli, arrivano 2 del Piemonte e 2 dalla Liguria. Sono matricolati in occasione della Mininaia. Il numero matricola nel zoccolo. Andiamo a vedere ad esempio adesso cosa stanno facendo qua gli alpini. Venga, che ci racconta. Cosa stanno facendo qua in questo momento? Qua siamo venuti a caricare i muli, prima abbiamo caricato tutta la batteria. Qui cosa stanno facendo? Qui le danno un po' per domesticarle, un po' di carote e adesso... E poi gli mettono il morso, vedo. Sì, mettono il morso, quei selvatici, perché ne ho 2 che bisogna il morso, per prenderli facciamo fatica e così. Grazie. Allora, come si dice dagli alpini, si presenti. Io sono Giovanni Tieppo da Vittorio Veneto. Alpino del 1950 classe. Comunque 22 anni che siamo qua nel gruppo Salmerie. Lei ha fatto il conduttore muli durante il servizio militare? No, un'altra arma, però insomma bisogna adattarsi nella vita a far tutto. Senta, cosa vuol dire portare in giro per le adunate nazionali i muli con gli alpini? Portare un emblema diciamo degli alpini, oltre alla penna il mulo è sempre stato un binomio inscindibile della vita dell'alpino. Grazie, come vedi Anna qui c'è veramente tanto movimento perché ovviamente i muli, come dire, cioè, per loro è una cosa insomma non del tutto normale. Abbiamo altri 2 alpini, come si dice dalle mie parti, alpino si presenti. Alpino Carpenerino, sono qui. Cerchiamo di dare una mano, cerchiamo di fare... Gli alpini dicono anche lo scaglione e la provenienza, insomma... Settimo 83. Dove? Beh, non ero con i muli, ero sempre dato in mezzo alla Deldin e non alla Cantore, però quando si è lì, vederli fanno una certa impressione, qui invece fanno tenerezza. Ecco, voi li portate a Rimini, diciamo è una trasferta un po', come dire, impegnativa. Oddio, sono 2 anni che sono fermi, li abbiamo sgambati così, se vogliamo dire, qui per le nostre montagne, per fargli fare 2 passi loro e buttare giù qualche grammo anche noi. E questa è la prima uscita vera e propria, se la vogliamo chiamare uscita, anche perché dopo 2 anni di fermo... Ma c'è qualcuno veramente che ha fatto, diciamo così, l'ha detto alle salmerie? Il conduttore muli, c'è qualcuno? Allora, no, io no. Un conduttore potrebbe essere questo signore qua. Buongiorno. Allora, come si dice tra gli alpini? Si presenti, Alpino? Si presenti Zanetti Alberto, dell'Ottavo, della Giulia, nel 67. Senta, conduttore muli. Conduttore muli, sì. Che differenza dei muli di quel tempo a quelli di oggi? È uguale, come altezza, come potenza è tutto uguale, perché tu sai che il mulo non è che si riproduce. Non lo so, però diciamo che i muli, come dire, hanno un loro carattere e bisogna entrare in sintonia con loro e soprattutto mai stargli dietro. Sì, sempre stargli avanti e dietro i canoni. Esatto, bravo. Senta, questo qua è Uto, mi pare. È Uto. Quanti anni ha? Questo è del 2009.
Ecco. Ma è abbastanza mansueto oppure è un suo carattere? È un birichino, è un suo carattere. Uto. Però quando le dai a mangiare è il primo che arriva perché è il capobranco questo qua. Ah, proprio il leader? Sì, questo qua ti sistema tutte perché le mulette qua sono tutte sotto il comando suo. Perché bisogna dire che qui ci troviamo, diciamo così, ai piedi del Cansiglio e questa è una delle stalle che sono state messe a disposizione, tra l'altro in via temporanea, perché pare appunto che debbano a breve trovare un altro spazio. Era una stalla, diciamo così, per i bovini e adesso è stata trasformata appunto in salmeria, seppur temporanea. Allora adesso andiamo a sentire qualche altro alpino. Lei è qui, ma vedo che non si avvicina ai muli, come mai? Sono di passaggio, sono venuto a vedere. Per un alpino, allora come sempre, da alpino si presenti. Fatù Giorgio di Tarzo. Poi Scaglione e Caserma. Io non mi ricordo più. Orca, non si ricorda più di che... Taglia. Non si può, siamo in diretta. Senta, ma per un alpino cosa significa vedere questi muli? No, mi piace, quando ho fatto il servizio militare sulla caserma dove ero io non ce n'erano muli, però mi piace vedere. Caserma, beh, se la ricorda quella? Sì, a Basiliano. In piana, insomma. Lesa, sì, ho fatto in piana, sì. In piana, non in montagna, sì. Non in carne. Io lavoravo sui camion dell'esercito, non lavoravo con i muli. Ho capito. Senta, va a Rimini? Sì, vado a Rimini. In partenza? Sì. Per voi cosa significa tornare a sfilare di nuovo? È una soddisfazione ritornare, dopo 2 anni, non vedo l'ora di tornare. Anche se a quota zero? Sì. Vabbè, ma lei, avendo fatto il militare a Basiliano, insomma, in pianura si trova, insomma, capito, più che in montagna. Sì. Va bene, grazie. Proseguiamo con le storie. Senta, qui, insomma, si va a Rimini, però si pensa già ad Asiago. Certamente. Dopo tanti anni abbiamo preso tanta di quella pioggia quella volta, speriamo che la prossima sia migliore. Beh, poi tra l'altro appunto ci sono tante cose che si vanno a ripensare. Sì, sicuramente le manifestazioni, la compagnia, il ricordo, la posa dei fiori sul monumento, sul mausoleo dei caduti, è veramente bello adesso. Senta, 2 anni è stata un po' dura, insomma. Sì, perché soprattutto questi li abbiamo mantenuti, li abbiamo tenuti come sempre in previsione della partenza. Ecco, perché in studio sentivano questi colpi, ho fatto vedere che sono i muli che stanno caricando, non sono obici che sparano. No. Sono gli zoccoli che urtano. Tu continua. No, ma andiamo assieme così facciamo vedere come vengono caricati. Ci vuole una tecnica particolare per caricarli? Che siano mansueti, dopo aver mangiato un po' di pane sono tranquilli e si fanno guidare abbastanza bene. Ma più o poi meno qualcuno vuole riscendere. Ma qui più o meno un mulo quanto pesa? Allora ne abbiamo che pesano circa 7 quintali e quelli più piccolini invece sono attorno ai 4 quintali. Ecco, poi giù a Rimini vengono preparati, dentro c'è già il basto. Ieri erano stati puliti tutto quanto, però purtroppo con il tempo di questa notte e con la pioggia che c'era prima si sono sporcati di nuovo. Però domani brusca e striglia si preparano già da questa sera in modo che domani mattina possano essere pronti per... Per chi non sa, che cos'è la brusca e striglia? La pulizia del mulo, quindi con una brusca si gratta la schiena in modo di togliere la terra, il fango, che per loro poi quando sono nel prato gli piace rotolarsi in modo di grattarsi la schiena, come facciamo noi, e dobbiamo poi togliere appunto la terra che si attacca sotto la pelle, tra il pelo e la pelle. Non è molto convinto di salire? Gli piace fare un giretto. Dopo molto tempo anche loro sono un po'... Eccolo qua, hola. È tutta una tattica. Sì, proprio una tattica. Poi arriva sempre Uto, che è l'ultimo, e allora lui le sistema tutte le donne al suo posto. Guarda qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Dai, Uto, dai, su. Aspetta un attimo. Non sono facili questi muli, eh? No, sono le persone difficili, no i muli.
Allora, qui siamo a Vittorio Veneto, reparto Salmerie, come vedete. Eccolo qua, pronti. Come si dice, com'è che si impara a far salire un mulo? Un po' di esperienza ci vuole. Lei è il più giovane della compagnia? Sì, è più giovane, sì. Beh, allora da Alpino si presenti. Sono Ego Manuel. Ho fatto il servizio a Cividale. Quando l'ho fatto io ancora i muli non c'erano più ormai. Avevo già dismesso il servizio. E allora questa passione per i muli? Tramite amici è nata così. Ho provato un po' alla volta. Piacciono? Bene. Allora, come vedete i muli sono stati caricati. Adesso si chiude. Adesso però noi chiediamo anche all'autista perché l'elemento importante. Senta, ma c'è una tattica per portarli giù anche o sono tranquilli? Perché adesso bisogna portarli giù a Rimini. Ma sono animali tranquilli, animali che non danno fastidio. Però insomma ho visto che lei ha mano a caricarli. È una vita, faccio sto lavoro. Beh, insomma, di chilometri ce ne sono. Verso che ora arriverà? Oggi pomeriggio penso intorno alle 3:15, oggi pomeriggio sì. Sì, viaggio tranquillo insomma. Sì, sì. È prevista qualche sosta per i muli o si va tutto un tiro? Non lo so, dipende dagli organizzatori, ma penso di sì. Penso di sì. Ecco, mentre... In genere su viaggi lunghi così vanno anche scaricati, li facciamo camminare. Quindi insomma comincia, diciamo così, la colonna di movimento. E allora adesso mentre tutti gli alpini se ne stanno andando e qualcuno si pulisce perché ovviamente un po' di sporco è rimasto, allora pronti per partire? Si va? Io sì, vedo gli altri anche sono già partiti, sempre il più vecchio che va, ultimo di tutto. Poi domani voi siete ai piedi di San Marino e fate brusca e striglia e vediamo di collegarci anche noi con voi. Sì, perché no? E poi sfilerete, mi dicono, nel primo pomeriggio? Speriamo presto, però non si sa perché sai, se sei stato ancora adunate com'è in giro. Mi aspetta qualcuno giù a Rimini? Lasciamo perdere. Va bene Anna, e allora adesso con l'ultima immagine, ovvero con l'immagine del reparto Salmerie di Vittorio Veneto, io ti restituisco la linea e poi naturalmente li rivedremo domani con un collegamento proprio direttamente dai piedi di San Marino a 2 passi da Rimini. A te la linea. Grazie Lucio Zanato per questo bel racconto, queste belle immagini che ci proiettano già nella 23esima adunata nazionale degli alpini. Vi abbiamo fatto ascoltare molte storie di alpini, penne nere, che ovviamente sono già arrivati sul posto e non mancheremo di farlo fino appunto alla lunga diretta a partire dalle ore 9 di domenica. Adesso andiamo in pubblicità, pochi minuti, poi con noi Federico Capraro con Ascom Treviso per parlare di mascherine, di bonus e molto altro. Tra poco vi aspetto. Prima edizione, ben ritrovati. Allora, la cronaca in apertura, come avete visto, tutte le notizie che ci portano sul territorio, poi il collegamento con il nostro Lucio Zanato da Vittorio Veneto, la partenza delle Salmerie, il racconto del lungo viaggio degli alpini per arrivare alla dunata, 93esima dunata nazionale degli alpini che ovviamente seguiremo, e poi il tema, quello dei bonus, quello delle decisioni del governo che con il decreto aiuti ha deciso di mettere dei soldini in più nelle buste paga dei lavoratori, ma anche nelle pensioni dei pensionati, e c'è anche l'allargamento agli autonomi, alle collaboratrici, collaboratori domestici e poi a chi percepisce il reddito di cittadinanza. E la notizia che si è appresa di fatto ieri dell'obbligo di utilizzo della mascherina per chi lavora. Ne parliamo di tutto questo, ci proviamo con Federico Capraro, presidente Ascom Treviso. Federico, buongiorno e grazie per averci atteso. Buongiorno Anna, buongiorno a tutti voi. Allora, abbiamo messo sul piatto tante cose, ma per fare un po' di chiarezza la invito a seguire con noi il servizio realizzato dalla redazione di Treviso di ieri, che fa un po' la fotografia di come ci sia ancora purtroppo molta confusione di notizie non sempre concertate con le associazioni di categoria, e questo è quello che succede poi sul territorio. Quindi guardiamo insieme il servizio Capraro e poi lo commentiamo. No, non lo sapevo, grazie per avermi informato.
Se ci fossero stati i controlli, la multa sarebbe scattata per più di qualcuno. L'obbligo di mascherina per chi lavora rimane, così come deciso ieri nell'incontro tra governo, INAIL e parti sociali sul protocollo per le misure di contrasto al Covid-19 nei luoghi di lavoro. Prevale la cautela, ma chi lavora sul campo questa volta fatica a capire e ad adeguarsi. Non capisco questo perché solo noi dobbiamo tenere la mascherina. Per me è una pagliacciata che ci stanno prendendo in giro continuamente. Vedo che le ragazze non la indossano. Come ti comporterai come titolare? Adesso la faccio indossare subito anche a loro. Non è giusto, perché per noi che lavoriamo ci troviamo tanto in difficoltà. Come adesso, che io ho fortuna che ce l'avevo perché rischiavo una multa. Tutto qua. Sono 2 anni che la portiamo, quindi è pesante, adesso andando incontro alla stagione estiva. Anche perché i clienti non ce l'avranno? No, non la portano loro, no. Va bene, siamo stati 2 anni a fare sacrifici, un mese in più, un mese in meno, possiamo ancora resistere, insomma, dai. C'è un grande dissenso da parte, anche di tanti colleghi. Sicuramente, guardando i numeri, la decisione può essere anche sostenuta e essere anche ritenuta saggia. È sempre la modalità con cui poi arrivano le notizie che fa abbastanza disperare. Più condivisione nelle decisioni invoca Confcommercio, cui fa eco anche Confartigianato, marca trevigiana, con il presidente Sartori che parla di rischio sociale, regole puntuali per prevenire dissidi nei luoghi di lavoro. Anche per i sindacati la confusione generata rischia di essere dannosa. Più utile sarebbe stato appellarsi al buonsenso e nei luoghi di lavoro ai comitati di sicurezza già presenti nelle fabbriche. A dimostrare questa tesi molti esercenti del centro che hanno scelto oggi di continuare ad indossare la mascherina comunque. Noi che lavoriamo col cibo abbiamo sempre cercato, anzi abbiamo sempre tenuto la mascherina proprio per una questione di protezione verso i clienti e verso quello che serviamo. Quindi questo obbligo, non obbligo di mascherina per noi non ha inciso più di tanto. Ecco. Quindi anche per chi cucina i fornelli al caldo? Sicuramente, soprattutto loro, ma sono loro i primi a volerla tenere, proprio per una tutela a loro. Mi sono salvata fino adesso e continuerò a usarla. Quindi indipendentemente dalle decisioni del governo l'avresti tenuta? Sì, decisamente. Allora Capraro, buongiorno ancora. Secondo lei le multe sarebbero arrivate, ci saranno i controlli e poi è vero che c'è tutta questa confusione? Il tema delle multe è un tema che devo essere sincero, è stato sempre gestito con molta attenzione in una logica molto preventiva più che punitiva da parte delle forze dell'ordine, quindi questo mi sento assolutamente di escluderlo. Sicuramente c'è una confusione che regna ancora sovrana, è cambiato il governo, probabilmente non è cambiato il ministro, perdonatemi la battuta, la confusione continua, una confusione che pensavamo fosse tollerabile e comprensibile all'inizio quando ci siamo trovati impreparati a gestire una situazione del genere, non è certamente pensabile che a distanza di 25 mesi ci troviamo ancora nella medesima impreparazione e quindi con un decreto che sposta, un'ordinanza che sposta dalla sera alla mattina una modalità operativa che di per sé non crea nessun tipo di problema. Condivido l'intervento di Michele Pozzobon, assolutamente, non è tanto una questione di sostanza, sono 25 mesi che indossiamo le mascherine al lavoro, non è certo il mese in più, è una questione invece di modalità e è una questione anche psicologica, perché il togliere la mascherina, se le condizioni lo consentono, è anche psicologicamente una liberazione, un tornare ad una normalità, un non avere più un limite fisico, una barriera che comunque è un impedimento, è una costrizione, è un segno che questa normalità di cui parliamo non è ancora arrivata. Tra l'altro stiamo facendo scelte diverse all'interno dell'Europa, i paesi si stanno comportando in maniera completamente differente, insomma, c'è chi addirittura, i nostri vicini di casa in Trentino, tolgono la mascherina con un'ordinanza nelle scuole, quindi ci si sta muovendo un po' a macchia di leopardo. Ma diciamo che è stata derubricata questa situazione, no? Ad quella che chiamiamo l'influenza normale. È giusto o sbagliato che sia, ciò che avviene all'estero rispetto a ciò che avviene da noi è completamente diverso. Cosa cambia questo? Apparentemente niente, perché ogni paese potrebbe provvedere
liberamente ad organizzare le modalità con le quali vivere e lavorare. In realtà cambia soprattutto adesso a fronte dell'apertura della stagione turistica, esatto. Perché è chiaro che nel momento in cui paesi come la Spagna, come la Grecia, nostri competitor dal punto di vista turistico estiva per le spiagge, presentano delle soluzioni, presentano delle modalità di raggiungere quei posti o di vivere in quei posti che sono più, ripeto, libere, no? Rispetto alle nostre, portano un turista straniero ovviamente a valutare diversamente se andare in Spagna, in Grecia o in Italia. Questo da un punto di vista economico cambia moltissimo. Quindi secondo lei questa decisione, quindi insomma la scelta di procedere con cautela potrà pesare sulle affluenze turistiche anche nel nostro territorio? Ma ci sono degli aspetti che alcuni possono sembrare ininfluenti, ma non è così. 2 giorni di sole prima di un fine settimana spostano il flusso last minute verso una città o verso una spiaggia, eppure è una condizione che non dipende da noi e che magari, come posso dire, noi sottovalutiamo perché al tempo non si comanda, si dice, no? Certo. In realtà dico questo per dire che anche un aspetto così apparentemente banale incide molto. Questo aspetto incide molto, tutta una serie di limitazioni incidono assolutamente, e lo abbiamo visto quanto a Pasqua c'è stata questa fiammata, diciamo, che ha ridato vita alla ripresa. Prendiamola come tale, come fiammata, adesso massima prudenza, cerchiamo di capire che tipo di prolungamento, questo tipo di accensione della stagione, ma lo abbiamo visto dove appunto in condizioni meteo particolari, di un ponte particolare, di un periodo particolare, insomma le città, le spiagge sono tornate a vivere, riportando, ripeto, una ricchezza nei nostri centri, una ricchezza nei nostri luoghi turistici che non vedevamo da troppo tempo. E invece secondo lei, a proposito di ricchezza, questi 200 euro che entreranno nella busta paga di tanti lavoratori, anche degli autonomi, aiuteranno davvero alla ripresa anche dei consumi? Ma io credo che aiutino ma non risolvano. Provo a spiegarmi. Il problema che abbiamo è doppio. Cioè c'è un aumento dei costi dovuto a un'inflazione, dovuto a un caro benzina, caro dei trasporti, e quindi la possibilità di acquistare a parità di disponibilità meno, perché le cose che si acquistano costano di più, e allo stesso tempo si aggiunge una contrazione dei consumi dovuta anche al fatto che c'è meno disponibilità di spesa, perché delle disponibilità sono necessariamente ad appannaggio del caro utenze. Allora lì gli interventi risolutivi sono altri. Noi dovremmo intervenire sulle accise della benzina, dovremmo intervenire su quelle voci che nelle bollette, più che riguardare il costo dell'energia, riguardano tutti i costi accessori. Il costo dell'energia in una bolletta è quasi marginale rispetto al resto. Lì dove tra l'altro il nostro Stato italiano ha la possibilità di intervenire. Quelli sarebbero interventi risolutivi, invece questi sono degli aiuti, dei sostegni che hanno una durata limitata al quantum, ai 200 euro, ma il giorno dopo si è punto a capo, non si è risolto il problema a monte, e questa doppia condizione è una preoccupazione per noi, perché c'è una ripresa alla quale noi stiamo guardando con grande attenzione, che è minata da questo doppio aumento, ripeto, dell'inflazione e dei costi, che è dovuto sicuramente alla situazione del conflitto in Ucraina, è dovuto sicuramente ad una speculazione che attorno a questo è evidente che ci sia, ma è dovuto anche al fatto che non ci sono interventi risolutivi. Cioè, bisogna approfittare di queste occasioni per rimettere mano
alle cose che nel nostro paese non vanno. I famosi interventi strutturali, no? Forse. Esattamente. Senta, a proposito di interventi strutturali, i sindacati, ovviamente da noi interpellati su questa misura contenuta nel decreto aiuti, sono tornati a chiedere di intervenire sulla tassazione del lavoro. Visto che un altro dei problemi che si potrebbero presentare è quello del personale per chi lavora nel mondo del commercio, del turismo e dei servizi, lei ritiene che anche questa misura potrebbe aiutare? Si sta discutendo, si sta dibattendo del fatto che a volte i giovani, chi non ha lavoro, non sceglie determinate professioni stagionali anche perché gli stipendi non sono così alti. Dove sta la verità e se nella detassazione anche di questo tipo di lavoro potrebbe esserci la soluzione del problema? Ma la verità sta assolutamente nel fatto che l'intervento che richiediamo noi, così come richiedono i sindacati, perché è questa la realtà da seguire, è questa la strada, è questa la soluzione, è sicuramente quella della riduzione del cuneo fiscale, cioè di quel costo che c'è tra il netto e il lordo. Il netto è troppo poco per il lavoratore, il lordo, perdonatemi, è troppo tanto per il datore di lavoro. Quanto paga di tasse per un suo dipendente, Capraro? Dovete considerare, e non sto sbagliando, che il 50% del costo il lavoratore non lo prende, ma il datore di lavoro lo versa, e la trattenuta che lo Stato ha. Per cui non può essere che a fronte di 1.200 euro che un lavoratore può prendere per un determinato lavoro da contratto, 40 ore nel contratto di commercio, turismo e servizi, al datore di lavoro costi oltre 2.400 euro. Insomma, sono cifre a cui sicuramente bisognerebbe mettere mano. Quindi lei dice interventi strutturali, ci sono venti di cambiamento con l'arrivo di questa estate dal punto di vista occupazionale nel suo settore? Nel settore del commercio? Ci sono dei venti, nel senso che c'è una richiesta nel settore turismo in primis, ma non solo. È chiaro che a fronte della stagione che si apre, che sarà una stagione positiva sicuramente per le spiagge, ma anche per altre destinazioni leisure, penso alle colline del Prosecco, penso ad alcuni centri storici, dovrebbe tornare il turismo che aspettavamo nelle città d'arte. C'è la necessità di far fronte a questo flusso con la presenza ovviamente di personale in servizio. Questo viene a mancare per una serie di molteplici fattori sui quali ci si potrebbe anche ben confrontare. Sono cambiate tutta una serie di condizioni, ma sicuramente c'è anche questo aspetto economico di cui abbiamo parlato. In realtà noi assistiamo oggi a situazioni nelle quali alcuni esercizi pubblici chiudono un giorno in più di riposo alla settimana, ma non perché non ci sia la possibilità di lavorare, anzi, ma non c'è purtroppo la possibilità di avere i lavoratori che permettano la turnazione o che permettano di non sottoporre a condizioni particolarmente pesanti di lavoro. Aspetti, perché è saltato il collegamento per un secondo. Che sono chiedo scusa, dicevo che questo sta succedendo nelle città, nelle spiagge, e purtroppo porta anche nella stagione a dover fare i conti col fatto che c'è il lavoro, ma manca Capraro, dove si trova che sta saltando il collegamento? Presidente? In questo ci momento sente, Presidente? No, la blocco perché... Presidente, è saltato il collegamento, le chiedo di riformulare l'ultimo ragionamento. Io chiedo scusa Anna, io vi vedo e vi sento bene, ma probabilmente è colpa mia perché sono a Venezia. Lei si trova nel veneziano, vero? Si trova nel veneziano, se non sbaglio. Sì. No, le chiedo di riformulare quest'ultimo ragionamento e poi anche di raccontarci, proprio perché si trova nel veneziano, qual è il sentimento invece che lei percepisce dei commercianti di Treviso? Abbiamo sentito quelli spaventati, quelli che hanno la mascherina perché hanno paura di chiudere, perché comunque il Covid c'è ancora, perché devono mantenere delle famiglie. Qual è il sentimento che si percepisce? Anche alla luce del fatto che a breve ripartiranno i saldi, quindi le belle giornate torneranno a riempire il centro di persone. Ma è un sentimento confuso. Dato da una speranza che si mescola con una preoccupazione.
cioè la speranza di ripartire anche grazie al turismo, che è un volano per il commercio, perché si spera che anche nel nostro centro storico vi sia questo tipo di presenza che manca da tempo e che porta una ricchezza, ovviamente una disponibilità di spesa, una propensione alla spesa che il turista ha rispetto al residente, come è naturale che sia. E a fronte di questo però c'è la preoccupazione che poi non ci sia una tenuta di questa ripresa che sia legata solo al flusso turistico. Ciò di cui c'è bisogno invece è la quotidianità, cioè una capacità di spesa della popolazione locale, della quotidianità, perché i nostri esercizi sono, come posso dire, organizzati, sono così anche compositi per far fronte ad una domanda che è maggiore di quella attuale, per cui assolutamente la ripresa dei consumi è necessaria e la preoccupazione è tanta, soprattutto nel medio termine. Da qui appunto l'esigenza di interventi più strutturati. Capraro, grazie per essere stato in nostra compagnia, le auguro ovviamente una buona giornata. Monitoriamo i movimenti del governo che, insomma, come stiamo vedendo, così vanno un po' a zig-zag, vediamo di capire se ci sono delle novità, perché ad esempio il bonus prima era destinato solo ai lavoratori dipendenti, ora arriva anche agli autonomi, quindi questa è una notizia che è emersa nelle ultime 24 ore, quindi anche qui cerchiamo di capire i movimenti del governo e poi ci riconfronteremo anche su questo. Con piacere, io vi ringrazio, voi continuate a monitorare, noi continuiamo a richiedere e il passaggio sugli autonomi è frutto anche di questo, c'è assolutamente la necessità di interventi di un certo tipo e non faremo assolutamente mancare la voce dei nostri associati. Grazie a voi. Grazie Federico Capraro, tra l'altro era in collegamento da Venezia e noi a Venezia restiamo perché abbiamo al telefono il nostro Lorenzo Maier, perché da pochissimo è stato ufficializzato il nome della nuova madrina della Mostra del Cinema di Venezia. Lorenzo, buongiorno. Ci senti Lorenzo? Non sento il nostro Lorenzo Maier, dovrebbe essere collegato, se non l'abbiamo collegato con noi proviamo a ricontattarlo tra poco, però il nome ce l'abbiamo, quindi è davvero questione di pochi secondi. Nel frattempo, sempre per restare a parlare di mascherine e locali, vi faccio vedere il servizio realizzato dalla redazione di Padova, perché ovviamente la questione sta animando tutto il Veneto e non solo. Parla l'app e vediamo quali sono un po' i ragionamenti che ha fatto in merito a questo che insomma sembra essere una sorta di dietrofront da parte del governo. Quindi vediamo il servizio di Padova. Mascherine obbligatorie fino a fine giugno nel posto di lavoro, una scelta fatta dal mondo del privato che dunque si riflette sui comportamenti da mettere in pratica anche all'interno dei locali. L'APE, l'associazione che riunisce i gestori dei pubblici esercizi padovani, spiega come si devono comportare baristi e ristoratori. Almeno fino al 30 giugno del 2022 rimane obbligatorio per tutti i lavoratori, compresi quindi i lavoratori anche dei pubblici esercizi, baristi, ristoratori, camerieri, cuochi, aiuto cuochi e quant'altro, rimane obbligatorio indossare la mascherina, almeno di tipo chirurgico, meglio se di tipo FFP2 che garantisce una maggiore protezione. Ci sono però delle eccezioni. L'unica eccezione all'uso della mascherina è prevista quando il lavoratore lavora in modalità isolata e quindi ad esempio un pasticcere che di mattina presto va a impastare le brioche da solo in laboratorio può stare anche senza mascherina, il cameriere che lavora a stretto contatto con i suoi colleghi e poi anche con il pubblico, quindi con i consumatori, la mascherina la deve indossare. È importante sottolineare che i lavoratori la devono indossare anche quando svolgono il loro servizio in area esterna. APE resta critica su queste disposizioni. A nostro avviso si sarebbe potuti o addirittura si sarebbe dovuto essere un po' più coraggiosi, insomma il momento è un momento di ripartenza, le aziende hanno dimostrato in questi 2 anni e mezzo di pandemia di saper rispettare nella propria autonomia decisionale quelle che sono le disposizioni a tutela della integrità dei propri lavoratori e quindi si sarebbe potuto fare un passo avanti rendendo facoltativo l'uso della mascherina e dando la possibilità al datore di lavoro di decidere se, dove e in quale frangente imporre l'uso ai lavoratori. Allora
Ecco, avete sentito, questa è l'app di Padova. Abbiamo qualche problema con il collegamento per il nostro Lorenzo Maier, quindi lo ricontattiamo tra poco. Nel frattempo però andiamo a Conegliano, perché il caro bollette sta soffocando anche il lavoro delle piscine di Conegliano. Il gestore ha chiaramente lanciato un allarme attraverso i nostri microfoni. Sentite che cosa ci ha raccontato. Le piscine di Conegliano rischiano di chiudere entro ottobre. La difficile situazione dell'impianto a Cornu è iniziata per colpa della pandemia e peggiorata con l'aumento delle bollette del gas. Nel primo trimestre abbiamo avuto le spese di riscaldamento e energia elettrica che sono aumentate dell'82%. Prima pagavamo circa 40.000 euro, adesso sono quasi 80.000 euro soltanto di riscaldamento e luce. Si stima che in un anno si dovranno pagare all'incirca 125.000 euro solo di bollette. Nel primo trimestre l'attività ha raggiunto un passivo di 81.000 euro, che vanno a sommarsi ai 100.000 euro degli ultimi 2 anni. Conti alla mano, la società sportiva Rana Azzurra chiede un aiuto all'amministrazione comunale. Abbiamo preparato questo conto del primo trimestre per andare a chiedere aiuto al comune, che speriamo, come hanno fatto gli altri comuni, che dia una mano, ma dare una mano non bastano 15.000 euro. Ci vogliono 200.000 euro adesso e poi rivedere le convenzioni, la convenzione esistente che scade fra 10 anni. Con i conti in rosso la società rischia di chiudere molto prima. 8 dipendenti e 20 istruttori potrebbero perdere il loro lavoro. Per discutere della questione c'è stato un incontro il 2 maggio con il comune, ma non risolutivo. Il sindaco però rassicura. I bilanci ci sono stati dati, li stiamo facendo vagliare dai nostri uffici e devo dire che sicuramente cercheremo e troveremo una soluzione, perché le piscine non possono assolutamente chiudere. Poi bisogna ragionare sulla gestione dei prossimi anni, perché se è vero che il Covid è terminato, è vero anche che l'aumento delle bollette non vede una discesa immediata. Finora nessun finanziamento. Anche chi pratica il nuoto a Conegliano è preoccupato. Abbiamo circa 180.000 presenze all'anno tra scuola nuoto, bagno libero, acquagym, atleti. Se questa realtà chiudesse, Conegliano cosa perde? Non lo so, io perderei un pezzo di cuore probabilmente, io e tutti coloro che lavorano qui da 40 anni. Poi bisogna sentire i coneglianesi cosa perdono e chi ci amministra. Eccoci allora a Conegliano, avete sentito il grido d'allarme di un imprenditore di fatto, ma di un settore, quello sportivo, che sta scontando i costi sempre più elevati ovviamente delle utenze, e mantenere una piscina con quelle dimensioni, immaginate che cosa possa significare. Allora, abbiamo parlato di bonus, stiamo parlando di caro bollette e poi ci collegheremo anche con il presidente di Confartigianato Oderzo Motta per parlare invece di super bonus, quindi vedete quanti temi abbiamo sul piatto. Però adesso apriamo una pagina tutta rosa. Sono con Gloria Tesserolo, assessore alle politiche sociali del Comune di Treviso. Gloria, buongiorno. Grazie. Buongiorno a tutti voi. Dovete sapere che l'assessore ha fatto una bella fuga, perché in realtà siamo proprio nel cuore del Festival delle Donne a Treviso, una 3 giorni bellissima, tra l'altro con un calendario davvero molto ricco, un festival dedicato alle donne, ma in realtà in cui le donne sono protagoniste, ma per parlare di tutto, di vari temi, perché ovviamente la partita anche della parità di genere non è una partita che le donne devono giocare da sole, serve una società. Il governo in qualche modo sta indicando la strada con il Family Act, con i fondi per il PNRR, per l'imprenditoria femminile, quindi degli strumenti ci sono, però insomma cerchiamo di capire intanto che cosa succede in questo weekend a Treviso e poi parliamo di donne appunto con lei e non solo. Tra poco ci collegheremo anche con Letizia Bertazzone, ricercatrice di Veneto Lavoro. Allora, assessore. 3 giorni, hai detto bene, 3 giorni, oggi è la seconda giornata, abbiamo iniziato e concluso da pochissimo un workshop dedicato al turismo e pensando a Treviso come destinazione al femminile. Devo dire che è stato un workshop anche questo innovativo, perché in tanti anche addetti ai lavori ci hanno detto non avevamo mai pensato di porci dalla parte delle donne, che sono, oramai è certificato in tutti i modi, quelle che
che scelgono le destinazioni, quindi che lo facciano da sole o che lo facciano in famiglia, in genere sono loro a determinare le mete e lo fanno in base alle esigenze che vivono, quindi se sono donne con figli piccoli o più grandi cercano luoghi che possono offrire servizi per la famiglia in base all'età dei ragazzi. Se invece sono donne sole, e dobbiamo pensare che siamo il paese, e noi ragioniamo come Treviso, come la provincia, una delle più longeve d'Italia, sono donne che amano viaggiare anche ad età avanzate e hanno bisogno ovviamente di una serie di servizi. Perché quindi non pensare di sviluppare un'offerta turistica di questo tipo? Questo era un po' il tema della mattinata. Ieri abbiamo affrontato altri due temi molto interessanti. Devo dire un grande grazie alla Fondazione Architettura Treviso e all'Ordine degli Architetti, e dico e delle architette, perché ieri abbiamo parlato di architettura al femminile, poi ci siamo confrontati con un esempio bellissimo che ci ha portato la città di Vienna, e devo dire che anche dialogare con l'estero, grazie proprio a un aggancio con il club Soroptimist tra quello di Treviso e quello di Vienna, abbiamo portato delle esperienze belle, nuove e anche post-Covid, post-pandemia, perché questo festival nasce da riflessioni anche post-pandemiche che abbiamo fatto a Treviso. Quindi ieri abbiamo parlato di architettura, abbiamo parlato di politica e di genere, di quanto è stato fatto. Noi abbiamo un grande patrimonio a Treviso, che è una figura a cui tantissime donne si sono ispirate, ma non solo, anche tanti uomini, che è la figura di Tina Anselmi, un ministro che ha lasciato un'impronta importante perché ha saputo portare la trevigianità e la sua esperienza di donna, di sindacalista, l'ha portata a Roma e l'ha poi trasferita, e l'ha trasferita in quello che si è rivelato uno strumento strategico in Italia, no? Il sistema sanitario nazionale. Quindi noi siamo partite da lei, dalla sua figura di leadership. Ieri ne abbiamo discusso con l'onorevole Mosca, che si è collegata con noi, legge Golfo Mosca, che ha ottenuto in pochissimo tempo grandissimi risultati. Una legge meglio conosciuta come legge delle quote rosa, molto avversata anche quando è uscita, però i risultati ci sono e sono stati risultati importanti. L'Italia, ci ricordava ieri, è stata l'unica a portare questo tipo di risultati in così poco tempo, sia in politica ma soprattutto nelle imprese, e questo ha portato poi una serie di cambiamenti che sono quelli che lei ricordava, ad esempio come il Family Act, cioè più donne nei ruoli decisionali e di potere, più portano una visione che è diversa, che completa la visione maschile, che offre opportunità. Perché ci sono un po' due fronti, no? C'è il fronte dell'imprenditoria femminile, cioè della possibilità anche per le donne di raggiungere delle posizioni apicali, e poi c'è il fronte legato alla conciliazione e armonizzazione dei tempi del lavoro, dei tempi della famiglia, e diciamo dal nazionale anche la Regione del Veneto ad esempio ha fatto la legge per la famiglia, e nella nuova programmazione diciamo del POR FSE ha inserito anche l'assessorato al sociale per provare ad agganciare la possibilità, quindi tutti gli interventi che vengono fatti per implementare le competenze delle donne, ma anche interventi agganciati proprio legati alla sostenibilità di una vita familiare, ma anche insomma di una carriera lavorativa. Io vedo che all'interno insomma del bel parterre che la città di Treviso ha voluto portare in questo festival si parla di politica e si parla anche e soprattutto di lavoro. Di lavoro parlerete oggi pomeriggio, se non sbaglio, o avete... Sì, oggi pomeriggio. Numere, storie e visioni, e dentro ci sono i sindacati, ci sono gli industriali, cioè c'è di tutto, no? Quindi fate una fotografia a 360 gradi, perché i punti di vista devono necessariamente essere rappresentati tutti nel lavoro. Assolutamente. Allora, il lavoro è il tema centrale e lo vediamo anche nella programmazione regionale, nazionale. È lì che si gioca la grande partita della conciliazione del ruolo attivo delle donne, della loro autodeterminazione e indipendenza economica, che vuol dire anche prevenzione
della violenza, perché autonomia economica vuol dire che una donna ha la capacità anche di scegliere e è meno soggetta a violenza psicologica e di altro tipo, e vuol dire conciliazione, vuol dire servizi. Attenzione, la lettura che dobbiamo dare non è solo una lettura di PIL, ci tengo a sottolinearlo, perché troppo spesso si spinge perché le donne lavorino, perché tutti i dati ci dicono in tutti i paesi che dove la donna è impegnata lavorativamente il PIL del paese cresce. Questo è un dato importante, va considerato, è un dato allettante, ma va letto anche, perché una donna che lavora deve essere una donna che è capace di svolgere anche i suoi altri ruoli e quindi deve farlo in maniera serena, non deve essere l'ennesimo lavoratore magari sfruttato o che diventa matto nei tempi di conciliazione vita-lavoro, e quindi vuol dire servizi, vuol dire benessere. Questa è una partita che va giocata su tutti i livelli e di questo parleremo oggi pomeriggio, e come diceva giustamente lei abbiamo voluto i sindacati, perché a moderare l'incontro sarà la CISL, sarà Alessia Salvador, con i dati dell'ultima ricerca che CISL ha commissionato. Noi abbiamo quelli che hanno raccolto durante la pandemia, l'hanno appena aggiornata, e partiamo dai dati con il punto di vista dei lavoratori e delle lavoratrici, ma poi li mettiamo a confronto in maniera costruttiva. Non ci piacciono le barricate tra uomini e donne, non ci piacciono le barricate tra imprenditori, datori di lavoro e lavoratori, bisogna lavorare insieme, e in questo devo dire che le pari opportunità e la parità di genere fanno la differenza, perché al contrario di quanto si pensa e si dice spesso, è dello stereotipo che le donne si fanno la guerra, no, dove si parla di donne io trovo donne che sanno mettersi attorno a un tavolo, mettere tutte le esigenze attorno a un tavolo e uscire con una sintesi. Su questa direzione dobbiamo lavorare. Poi ci racconterà che cosa significa essere assessore alle politiche sociali e anche assessore alle pari opportunità, no? Perché lei detiene tutti e due gli assessorati, ma che in qualche modo si intersecano secondo me in maniera molto, molto profonda e molto interessante. Dovrebbe essersi collegata, mi dicono dalla regia, Letizia Bertazzon, ricercatrice per Veneto Lavoro. Letizia, buongiorno, grazie per averci raggiunto in questo spazio di approfondimento. Letizia, so che lei l'assessore Tessarollo in qualche modo l'ha già conosciuta nei vari incontri, no? Tavole rotonde che sono state organizzate sul tema della promozione delle pari opportunità. Lei ci porta i dati di Veneto Lavoro legati all'occupazione delle donne nel periodo della pandemia e nel post pandemia. Che cosa ci raccontano questi dati? Certo, buongiorno a tutti ancora una volta. Diciamo che la situazione che emerge dai dati, dalle informazioni che noi riusciamo a monitorare, è una situazione di luce ed ombre, una situazione che in qualche modo ha visto durante il periodo pre-pandemico una riduzione importante dei livelli di partecipazione alle donne, una riduzione della domanda di lavoro che in qualche modo ha portato al ribasso quelle che erano le opportunità occupazionali e di inserirsi nel mercato del lavoro. E l'altro fattore molto diciamo preoccupante è stato che durante la pandemia molte donne hanno rinunciato a cercare un lavoro, ad avere una posizione lavorativa, proprio per affrontare le numerosissime difficoltà che si sono trovate appunto ad affrontare durante la chiusura dei servizi, durante il trasferimento a distanza magari di molte attività e così via. Fortunatamente diciamo che sia durante la pandemia, e questo proprio per vedere anche quell'aspetto positivo che i dati ci permettono di osservare senza calcare troppo la mano su quelli che sono gli aspetti negativi, hanno anche rilanciato alcune possibilità di poter avere diciamo dei nuovi inserimenti occupazionali anche nel mercato del lavoro, quindi sia attraverso tutte quelle forme di occupazione che ha rilanciato in qualche modo l'economia sviluppatasi proprio per via della pandemia e dell'emergenza sanitaria, ma poi successivamente nel corso del 2021 anche tutte le nuove opportunità occupazionali che si sono in qualche modo venute a creare con questa forma di rimbalzo che ha interessato il mercato del lavoro successivamente proprio alla chiusura, alla riduzione delle opportunità occupazionali intervenuta nel corso del 2020. Senta Letizia,
Un aspetto interessante, mi perdoni Letizia, è proprio il fatto che la pandemia, che ha imposto nuovi orari, nuove forme di conciliazione, ha imposto in qualche modo lo smart working per come l'abbiamo conosciuto, poi abbiamo imparato anche ad adattarci perché ancora non è così regolamentato, ma ha chiesto anche alle donne di saper far emergere delle competenze digitali che non sempre queste hanno. Competenze digitali che adesso la Regione Veneto con i vari corsi sta cercando di implementare. Lei ritiene che siano le competenze che oggi il mondo del lavoro richiede, cioè che le donne debbano assolutamente colmare questo gap tecnico, la butto così, per poter fare un passo in avanti? Diciamo che questo sicuramente è una delle direzioni essenziali verso le quali bisogna andare, ci si deve assolutamente muovere su questo piano perché il mercato del lavoro sta cambiando con una velocità impressionante e sicuramente la sfida del digitale è una delle tantissime sfide che devono essere affrontate, ma non è tutto perché comunque al di là di queste competenze tecniche, digitali, specialistiche in generale, comunque ci sono molte altre competenze che sono fondamentali oggi nel mercato del lavoro, però sicuramente digitale, alcune altre tipologie legate proprio a questi cambiamenti che si stanno osservando, prepotenti anche nel mondo del lavoro, sono fondamentali, certo. Come giudica gli interventi che ci sono nel Family Act e lei ritiene che possano anche qui cambiare l'approccio delle donne al lavoro con la possibilità ad esempio intanto di raggiungere posizioni apicali? Sappiamo che verrà introdotto questo famoso patentino per le aziende a seconda del numero di presenza femminile al loro interno, avranno degli sgravi fiscali, avranno la possibilità di avere dei punteggi ad esempio nella partecipazione degli appalti. Cosa ne pensa insomma di queste misure anche alla luce dei dati che lei sta vedendo, i dati che ci fotografano la realtà di oggi? Diciamo che sicuramente nel corso degli anni il livello di partecipazione delle donne nel mercato del lavoro è andato crescendo, è aumentato e deve essere sicuramente sorretta. Questo progressivo incremento delle possibilità di partecipare al lavoro da parte delle donne. Sono tutti passi in avanti questi che possono essere molto molto importanti e possono in qualche modo stimolare anche l'inserimento delle donne in un lavoro di qualità, direi, quindi anche potenzialmente sviluppando anche la presenza femminile nelle posizioni apicali all'interno appunto dei profili professionali. Sicuramente questo che rappresenta uno dei tanti tasselli che devono essere in qualche modo considerati può aiutare in questo senso. Ce ne sono molti altri che contestualmente devono essere fatti, parlo di un importantissimo cambio culturale, parlo di una diversa organizzazione del lavoro, parlo di anche accorgimenti che devono essere presi anche in virtù di quelle che sono le trasformazioni sociali e demografiche che oggi ci stanno appunto travolgendo per certi aspetti. Pensiamo ad esempio semplicemente a quello che è il cambio demografico della popolazione e questa diminuzione appunto di giovani generazioni che si sta facendo sentire in maniera preponderante anche nel mercato del lavoro. Senta, l'ultima battuta ci conferma, dottoressa, i dati, il boom di accesso alle posizioni legate alla cura, all'assistenza domiciliare, quindi insomma il boom del sociale e del terziario per quanto riguarda l'approccio femminile al lavoro, cioè resta ancora quella la grande fetta di interesse anche proprio delle persone che cercano di riposizionarsi nel mondo del lavoro? Beh, sicuramente sì, la nuova ripresa delle posizioni lavorative registrata nel corso dell'ultimo anno sicuramente ha molto a che fare con l'ambito del terziario, questo sia per quanto riguarda gli uomini che per quanto riguarda le donne. Naturalmente questa cosa è molto sbilanciata per quanto riguarda la condizione e le opportunità che si presentano alle donne, perché se da un punto di vista questo può essere un aspetto positivo, da un altro punto di vista
può rilevarsi una sorta di circolo vizioso all'interno del quale le donne ancora una volta si trovano costrette, perché solo negli ambiti del terziario oggi sono possibili quelle agevolazioni, diciamo, di tipo organizzativo che possono consentire alle donne di entrare, permanere nel mercato del lavoro con una sorta di possibilità di conciliazione tra quelli che sono i tempi di vita e di lavoro, e quindi portare avanti contemporaneamente quelli che sono gli impegni e gli obblighi di tipo lavorativo, extradomestico, con quelli che invece sono gli impegni familiari. E per quanto riguarda in particolare il settore della sanità, dei servizi sociali, è l'emblema di quello che sta succedendo per quanto riguarda le donne nel mercato del lavoro, un settore in cui la domanda di lavoro è quasi esclusivamente di tipo femminile, cresciuta tantissimo nel corso degli ultimi anni anche sulla spinta proprio della pandemia, dell'emergenza sanitaria, e che vede proprio l'inserimento esclusivamente di donne, e fortunatamente devo dire anche in profili tecnici, profili medici, profili diciamo molto elevati. Grazie Letizia Bertazzon, ricercatrice di Veneto Lavoro. Utilizzeremo i dati che lei ci ha dato in questo momento e li commenteremo proprio in studio. Tra l'altro tra pochissimo avremo in diretta il Ministro del Lavoro, il Ministro Orlando, che oggi è a Padova, e quindi lo seguiremo. Mi fanno vedere esatto dal preview che c'è la nostra Valentina Visentin che lo sta attendendo. Dicono che l'auto è stata parcheggiata, 2 giorni di presenza del Ministro in Veneto, e ovviamente si parlerà anche del bonus di 200 euro per i lavoratori. Gloria, allora, sentito un po' che cosa è stato detto. Ovviamente per colmare anche questo gap è necessario che il territorio dia le strutture che servono alle donne, magari per poter ospitare i figli il pomeriggio quando stanno lavorando, se scelgono di fare un full time, che sappiamo essere una condizione importante per poter fare anche dei salti di carriera non indifferenti. Allora il locale che cosa può fare per questo? Ma indubbiamente il potenziamento dei servizi 06, che è quella la fascia più critica perché è la meno autonoma, può essere una delle risposte. Ma c'è stato un ampio dibattito anche adesso in occasione del PNRR tra gli enti locali e il governo nazionale. Faccio un esempio molto banale. Io mi sono ritrovata a tavoli in cui al governo ci si chiedeva perché pochi comuni avessero presentato proposte, progetti per realizzare asili nido. Io mi occupo anche degli asili nido nel comune di Treviso, le scuole dell'infanzia invece le segue la collega all'istruzione. Non è un caso, perché sono anomalie tutte italiane, poi mi piace sottolinearlo. E lì la risposta è arrivata molto semplicemente, perché i comuni dicono: il problema non è tanto fare le strutture, il problema è mantenerle le strutture. Oggi la fascia 03 è completamente a carico dell'ente comunale e della compartecipazione delle famiglie. Nonostante la compartecipazione delle famiglie, che si aggira intorno ai 350 euro, salvo esenzioni per fasce ISEE ovviamente che ne hanno diritto, i comuni sborsano, quindi è uno dei servizi a perdere se uno guarda il bilancio, d'accordo? Allora la vera domanda che io mi sento di fare e di porre al legislatore nazionale è: perché, se parliamo di natalità, di demografia, e non è una domanda polemica, è costruttiva, cioè per ragionare verso il futuro, perché parliamo di piano pedagogico 06, perché la fascia 03 non è equiparata ai servizi 06 e quindi all'istruzione, perché gli asili nido sono ancora una competenza e un appannaggio solo territoriale e non sono percepiti e visti come un servizio, 1, educativo, 2, un servizio di conciliazione. Tra l'altro, se non sbaglio, l'Europa ci dà un tetto, no? Una percentuale di presenza di strutture nel territorio, e non è che non tutte le regioni stanno riuscendo a garantirla questa percentuale. No. Il Veneto è messo bene. Il Veneto
Veneto è messo molto bene, il tetto è il tetto di Lisbona, è il 33 posti ogni 100 bambini nella fascia d'età 0-3 in questo caso. Il Veneto è tra le regioni virtuose, ma l'Italia ha degli sbilanciamenti tali per cui siamo uno dei paesi invece più basso in classifica. Allora, dovrebbe essere in arrivo il ministro Orlando, perché mi stanno proprio dicendo che sta salendo le scale, parcheggiato, sta arrivando, è ospitato alla sede del Partito Democratico, la sede regionale si trova proprio a Padova e farà un viaggio di 2 giorni in Veneto. Allora, ditemi quando è in arrivo, anzi lo vedrò nel preview, per cui intanto noi andiamo avanti. Fatemi sapere se ho collegato il nostro Lorenzo Maier, perché noi abbiamo ancora in sospeso il nome della madrina della mostra del cinema di Venezia. Non ce l'abbiamo, allora parleremo più tardi. Intanto io saluto e ringrazio Letizia Bertazzon, ricercatrice di Veneto Lavoro, per il suo contributo in questa diretta. Grazie dottoressa, grazie per essere stata con noi. Ovviamente buon lavoro, ci aggiorniamo quando ci saranno nuovi dati freschi, cercheremo di capire questa ripresa, no? Anche per le donne, quale direzione prenderà dal punto di vista dei numeri che ovviamente dal vostro osservatorio ci potrete portare. Quindi grazie davvero Letizia e arrivederci. Arrivederci a tutti, grazie. Allora, noi navighiamo a vista, aspettiamo che arrivi il ministro Orlando, ma allora che cosa chiede ipoteticamente al ministro del lavoro un comune come quello di Treviso? Che cosa potrebbe chiedere? Ma indubbiamente il ministro Orlando è al lavoro e anche al welfare, per cui insomma si occupa anche di sociale, perché ci sono diversi ministri, anzi ministre agganciate a lui senza portafoglio. Penso appunto alla ministra Bonetti con il Family Act, che ritengo sia un ottimo documento, un grande punto di partenza, un documento di mediazione importante. Sì, decisamente sì, il Paese ne aveva bisogno e troppo spesso le discordie sono l'alibi per non portare le leggi a compimento. Invece qui si è trovato un giusto compromesso, un buon inizio e poi ovviamente perfettibile, ma da qualche parte si comincia e si ridà valore e fiducia alla famiglia, perché uno dei temi che sono connessi alla denatalità non è solo la spinta, il lavoro, è il valore che noi diamo ai figli. Che valore diamo ai figli? Che valore sociale hanno i bambini in Italia? Oggi vorrei dire che il valore su una scala da 1 a 10 forse è pari a 2-3. Per questo le famiglie non fanno figli, perché non si riesce a comprendere il valore sociale, perché poi le difficoltà si possono superare. Ecco, con il Family Act si è dichiarata un'attenzione e una priorità su cui il Ministero ha lavorato molto bene, devo dire i ministeri, perché è un lavoro trasversale. Questa è la caratteristica delle politiche sociali e in modo particolare delle politiche sulla parità di genere. Tra l'altro io la invito anche proprio come lettura, perché è molto agile ma ispiratrice. Hanno redatto quest'anno la strategia nazionale, la prima volta che viene redatta una strategia nazionale per la parità di genere. È un documento davvero trasversale, dico ispiratore perché andrebbe letto da chiunque ha ruoli pubblici e gestisce associazioni di categoria, volontariato, cioè andrebbe letto, sono una decina di paginette molto, molto veloci, ma che ci fanno capire come ognuno di noi ha la capacità di poter influire, perché le riforme vanno fatte dall'alto ma vanno portate anche dal basso, ognuno deve farsene carico. Tra l'altro sono stanti gli ingredienti per la promozione della parità di genere, le strategie della parità di genere presenti nel Family Act, come ad esempio il fatto che il congedo sia appannaggio anche degli uomini. Bravissima. No? Sì, questo è un dato importante. Infatti ascoltavo prima la dottoressa Bertazzon, il suo documento è uno dei documenti che abbiamo messo anche a disposizione, è stata la base della riflessione anche del festival. Noi ci siamo incontrate proprio alla presentazione in uno degli incontri che CGIL ha fatto di recente e effettivamente anche lì bisogna agire. Ieri quando ne parlavamo con l'onorevole Mosca, lei ha detto la nostra legge ha lavorato bene, abbiamo però dimenticato una cosa, il lavoro culturale.
e il lavoro culturale deve essere parallelo al lavoro normativo. Non si può parlare di defiscalizzazione se non cresce una sensibilità, non si può parlare di un impegno delle imprese, ad esempio, a lavorare sulle strutture di benessere, di conciliazione, gli asili nido, se non cresce un'attenzione e uno spirito, un valore sociale nei confronti della famiglia e del contributo che la donna con o senza famiglia può portare, anche proprio perché ha competenze. Se noi guardiamo anche tutto il tema della formazione, che è un altro dei temi che sono emersi durante il festival e emergeranno probabilmente anche nel momento finale di sabato mattina, dove avremo Linda Laura Sabadini dell'Istat, dove avremo Rosa Oliva De Concilis, quindi dei capisaldi dello studio e anche del percorso che è stato fatto sulle pari opportunità e la parità di genere. Ecco, la formazione è un altro ruolo cruciale. Le donne sono quelle che ottengono i maggiori risultati, però ne parlavo proprio ieri, fino a pochi anni fa, ad alcuni anni fa, ad esempio, pur avendo i migliori risultati ed essendo la percentuale più alta di laureate in discipline giuridiche, non potevano accedere al ruolo di prefetto. Adesso abbiamo i prefetti in Italia sono per la maggior parte femminili. Allora capiamo che ci sono delle cose che vanno in qualche modo risintonizzate, e ribadisco, quando parliamo di pari opportunità non è una questione femminile, quando parliamo di parità di genere non è una questione da donne, non è una questione tutta rosa o tutta azzurra, ognuno scelga il colore che preferisce. A me piace il verde, c'è chi si sente ispirato dal rosso. Ecco, i colori lasciamoli da un'altra parte, portiamo la persona al centro. Portiamo la persona dando a tutti la stessa opportunità di portare il proprio contributo sociale e civile. Questo è un monito anche alle aziende, no? Affinché per realizzare la vera inclusione è necessario creare all'interno delle aziende degli ambienti che possano rispettare anche le diversità, no? Dei vari talenti, quindi degli ambienti di crescita veri all'interno delle aziende, perché l'emancipazione avviene attraverso il lavoro, e poi se uno davvero riesce a inseguire i propri sogni e può puntare sulla propria carriera, bisogna anche dargli la possibilità di crescere all'interno di un'azienda, proprio come ci sta dicendo lei. Che destino avrà il Festival delle Donne? Ma diventerà un contenitore fisso, cioè Treviso si candida ad essere un punto dove far convergere tutte queste idee, queste energie, ma anche un punto di tagliando, mettiamola così. Noi ci siamo già dati l'obiettivo di impegnarci su progettualità concrete. Faccio un esempio banalissimo: solo mentre discutavamo in conferenza stampa c'erano le rappresentanti degli IAT e degli uffici turistici, ci hanno guardato e hanno detto: ma sapete che noi non abbiamo mai raccolto i dati per genere e per età? Da domani cominciamo a farlo. Ecco, per creare buoni servizi bisogna partire da dei dati oggettivi. Anche su questo, ad esempio, con Linda Laura Sabatini ne parleremo domani mattina, perché mancano completamente i dati di genere, cioè è lei che ha cominciato ad avviare una lettura dei dati anche che fosse anche di genere. Ieri, quando ne abbiamo parlato con Vienna, la città di Vienna, Vienna ha fatto delle politiche straordinarie, perché ha cominciato a raccogliere i dati in maniera puntuale in base ai target di interesse. E banalmente sulla mobilità, quando dovevano ragionare sulla mobilità lenta, la mobilità a piedi e su come migliorare i servizi, anche i marciapiedi, si sono resi conto che a fruirne maggiormente erano le donne, e quindi hanno cominciato a ragionare nel produrre i servizi in base ai tempi e alle necessità delle donne. Ecco, non è, come dire, un pensiero molto italico, il nostro paese non è abituato a ragionare così, cioè a raccogliere i dati, ad analizzare i dati e a programmare. Ci stiamo arrivando adesso, ci mancano le banche dati, no? Uno dei grossi cruci è far dialogare le diverse banche dati in Italia, no? Però ci stiamo lavorando, in quella direzione bisogna andare, anche ispirandosi agli altri. Ecco, con il festival vogliamo anche segnare dei farò e fra un anno dirci: ok, abbiamo fatto, siamo arrivati fino a qui, dove possiamo arrivare? Oggi con la collega Colonna Preti ci parlava di un'iniziativa, ha condiviso con la platea un'iniziativa di una card culturale che verrà lanciata in autunno, e ha detto: bene,
cominciamo a ragionare anche su un lavoro dedicato proprio al genere da inserire all'interno di questo nuovo prodotto. Perché no? Per essere innovativi, per creare un'unicità a Treviso, ma ecco, vogliamo un festival che sia molto concreto, non solo di filosofia, dove fare anche autocritica, dove ognuno si porti a casa dei compiti da poter riportare l'anno successivo. Poi c'è anche l'intrattenimento però, no? Ci sono degli appuntamenti serali, diciamo anche questo. Sì, abbiamo pensato che un festival non è festival se non è partecipativo e se non ha una parte, come dire, anche ludica. Ludica e culturale, perché non dimentichiamo che si chiama Treviso, città per le donne, e Treviso è una città che ha un patrimonio culturale immenso, a cui abbiamo pensato di dare in questi 3 giorni, anzi nel weekend proprio del sabato e della domenica, agganciandoci anche alla bellissima manifestazione oramai tradizionale della Treviso in Rosa, abbiamo pensato di proporre, grazie appunto all'aiuto delle guide che ci hanno dato una mano, degli itinerari, ad esempio con delle letture dedicate proprio alla Treviso al femminile. E in Loggia dei Cavalieri ieri sera, questa sera e domani sera ci saranno invece 3 momenti culturali. Questa sera avremo Carlo Colombo con il suo swing che canta la donna, quindi invito tutti alle ore 19 in Loggia a godere di buona musica, ovviamente declinata al femminile, ma è l'ora dell'aperitivo, ce lo passiamo insieme. Piove, ma piove piano e stiamo vivendo un po' British, viviamo all'aperto anche con un po' di pioggia. Abbiamo avuto troppi giorni di sole e il territorio ha bisogno di un po' d'acqua, quindi la accettiamo, la accogliamo con favore, portiamo eventualmente un ombrello. Insomma. Decisamente sì, poi la loggia è coperta, quindi si vive a Treviso. Non c'è nessun problema. No, esatto. Allora, ricordo gli appuntamenti del pomeriggio, Donne e Lavoro, numeri, storie e visioni, 15:30, 18:30, tantissimi gli ospiti, ci sarà anche Paola Carronna, vicepresidente Assindustria Veneto Centro, delegata all'edilizia, anche qui molto importante il tema, no? Soprattutto in questo momento. Alessandro Manera, l'assessore al personale e i fondi Next Generation EU, anche qui no? Il PNRR destina, se non sbaglio, 400 milioni per l'imprenditoria femminile, sono tanti soldi, bisogna spenderli bene, quindi le opportunità ci sono. L'appuntamento poi è sabato 7 maggio 9:30, 12:30 con l'agenda 2030 e l'obiettivo, gli 5 strumenti locali per uno sviluppo globale. Ci sarà anche Mario Conte, che poi forse partirà alla volta di Rimini. Ma ha un'agenda molto piena, quindi ha un appuntamento lì, poi uno sulla famiglia a Mestre, di questo sono certa, poi so che farà una puntatina anche alla Dunata, perché non si può mancare alla Dunata degli Alpini, dopo tanto tempo, tanto desiderata. Non si può mancare, grazie Gloria Tesserolo per essere stata a tutti con noi. Beh, buon proseguimento allora, ovviamente. Grazie, vi aspettiamo in centro a Treviso. E ci saremo, grazie davvero. Allora noi vi facciamo vedere un servizio realizzato con la Caritas di Treviso, proprio insomma anche per restare in tema politiche sociali. La Caritas ha presentato il bilancio, quasi 2 milioni di euro, sorprendente il numero di donazioni arrivato quest'anno, poi ci sono 32 volontari in più rispetto ai 95 diciamo quelli che conosciamo, quindi tanta solidarietà da parte dei trevigiani e tante le necessità, quindi dalle persone, famiglie in difficoltà che sono state aiutate nel pagamento ad esempio dell'affitto delle bollette, ma anche questa volta piccole e medie imprese in difficoltà. Vediamo il servizio. Nella bilancia tra donazioni ricevute e aiuti erogati, la Caritas restituisce la fotografia della società trevigiana, il racconto di una popolazione sempre più solidale, con le donazioni che sono salite nell'ultimo anno fino a toccare quota 741.962 euro, ma dove le povertà assolute sono in aumento. Sono almeno un centinaio infatti tra le 232 persone raggiunte dalla Casa della Carità, che ha offerto pasti, docce, un letto, le persone che non hanno più nulla su cui contare. Con persone che magari prima avevano qualcosa, oggi non hanno più nulla. Situazioni proprio drammatiche di persone che quando si rivolgono a Caritas chiedono proprio tutto, dal vestiario al cibo, al letto dove dormire e anche
l'assistenza sanitaria che, diciamo, per quanto riguarda le medicine è uno dei capitoli di spesa significativi che abbiamo come Caritas. Medicina e polizia, con le nuove norme di sanificazione, acquisto, generi alimentari, capitoli di spesa che hanno subito gli aumenti. Con i 5 centri di ascolto distribuiti sul territorio, nell'ambito del progetto Sta a Noi, Caritas ha raggiunto con aiuti concreti 257 famiglie e 29 imprese. Dalla persona che può avere l'esercizio di parrucchiera piuttosto che una pizza al taglio o attività collegate anche al mondo alberghiero che si sono trovati in difficoltà proprio a causa del lockdown, e quella fatica economica che riscontrata in quel periodo poi si è protratta e quindi hanno avuto bisogno proprio di un ristoro, anche soprattutto per aiutare anche la famiglia. Allora rientriamo in studio, andiamo subito a Padova, è arrivato il ministro Orlando, lo ascoltiamo. A Padova Giordani si candida per un secondo mandato, insomma, da dove dovrà ripartire la città? Ma da Giordani, mi pare che l'esperienza abbia fatto crescere Padova, che si è rafforzata nel contesto veneto, tutti gli indicatori sono indicatori di carattere positivo. Dal punto di vista politico è un'esperienza di pluralismo ma contemporaneamente di coesione della maggioranza, è una esperienza di carattere civico che proprio credo per questo aderisce anche bene allo spirito di un territorio molto legato giustamente alla identità della città, e mi pare che siamo di fronte anche alla dimostrazione del fatto che si può affermare l'identità, si può affermare un ruolo di una città, si può far crescere la ricchezza e il benessere non rinunciando a un obiettivo di inclusione e senza necessariamente litigare, cosa che mi pare, diciamo così, abbia segnato le esperienze del governo di centrodestra che hanno preceduto la giunta Giordani. Ministro, inizierà il suo tour di 2 giorni in Veneto, nelle imprese, Veneto caratterizzato proprio da queste piccole e medie imprese che temono per il caro energia, insomma, che stanno facendo i conti con una situazione davvero difficile per la ripartenza. Speriamo che sia una situazione quanto più breve possibile, qualcosa resterà perché in ogni caso il costo dell'energia era aumentato già prima del conflitto in Ucraina, credo che sia stato fatto. Naturalmente dobbiamo ancora fare di più, dobbiamo lavorare per aumentare la differenziazione del nostro mix energetico, in questo senso si sta operando, e dobbiamo lavorare anche poi per dare una mano a chi ha un conto energetico più alto, e da questo presupposto sono partiti i provvedimenti che fino a qui abbiamo portato avanti e che proseguiranno finché ce ne sarà bisogno. Il bonus dei 200 euro però sì, piace ma non convince del tutto, dicono è un po' riduttivo dare solo 200 euro una tanto. Avremmo voluto fare di più, naturalmente le risorse in assenza di uno scostamento sono quelle che sono, si è comunque proceduto in modo coraggioso, partendo da un presupposto che lo shock che ha determinato la guerra ha colpito alcuni settori ma ha avvantaggiato altri settori. Si è fatta un'operazione di carattere redistributivo perché è giusto che non si facciano sovrapprofitti sulla guerra o sulle conseguenze, quindi credo che sia stato un messaggio anche forte da questo punto di vista, ma dobbiamo comunque tener conto di un paese che ha un quadro di compatibilità abbastanza stretto. Naturalmente se nei prossimi mesi sarà necessario valuteremo quali possono essere gli ulteriori sforzi. Intanto però credo che la risposta vada nella direzione giusta e sia un segnale tangibile per i lavoratori, per i pensionati, più in generale per tutte le persone che rischiano di trovarsi in una situazione di grande difficoltà. Appalti pubblici, le parti sindacali chiedono il mantenimento della clausola sociale. No, condivido, credo che vada scritta in modo tale da non creare elementi di distorsione, ma sia un principio che debba essere difeso. Sul reddito minimo garantito le imprese chiedono che ci sia una riduzione di tasse, perché loro dicono siamo a livelli estremi, c'è la richiesta insomma di un aiuto da parte del governo, non possono investire più risorse, chiedono aiuto appunto alle amministrazioni, istituzioni.
Non ho capito, il reddito minimo non c'è, quindi non so. Sì, nel senso, però si chiede una riduzione di tasse perché non riescono più ad aumentare o comunque a dare più soldi per quanto riguarda gli stipendi ai lavoratori, quindi questa è una necessità, una richiesta. Sì, è una richiesta, va un po' analizzata, perché ci sono settori nei quali oggettivamente la possibilità di una crescita salariale non c'è, ma settori nei quali invece questo è possibile. Con la pandemia alle spalle, dire che la farmaceutica non può sopportare o non poteva sopportare uno sforzo mi sembra difficile. Ci sono settori più legati ai servizi dove oggettivamente questa richiesta è più complicata, per questo ci sono i contratti. Per questo io dico rinnoviamo i contratti dove è possibile, perché quello è anche il modo di agganciare la verifica dei margini di crescita del salario all'andamento della produttività di quel singolo settore. Discorsi generici e generalizzati non si possono fare, soprattutto quando ci sono degli shock asimmetrici che non colpiscono tutti i settori nello stesso modo. Ministro, posso chiederle, a breve incontrerà una delegazione di lavoratori della Superjet, non è una crisi come un'altra perché naturalmente c'è una compartecipazione statale che quindi vi coinvolge direttamente, si sta pensando a una soluzione, ci può anticipare cosa dirà loro? Dirò che c'è la massima attenzione per fare in modo tale che le sanzioni, che sono una scelta giusta e doverosa, non si ripercuotano sulle condizioni dei lavoratori che non hanno nessuna responsabilità nelle scelte del governo russo. Pandemia si diceva alle spalle, una sorta di piccola retromarcia sulle misure, sarà alleggerito per l'uso anche ad esempio della mascherina, adesso per i lavoratori pubblici questo alleggerimento rimane, per quelli privati invece viene prolungato l'obbligo, come mai questa differenziazione? Guardi, noi abbiamo fatto una scelta dall'inizio che i protocolli di sicurezza fossero frutto dell'accordo tra le parti sociali. Le parti sociali, cioè sia quelle datoriali che quelle sindacali, hanno ritenuto opportuno mantenere un livello di precauzione più alto, ed è anche comprensibile. Dobbiamo non solo in quel caso salvaguardare la salute, ma anche settori che hanno una dimensione strategica. Io mi sento di condividere, ma se anche non l'avessi condiviso mi sarei rimesso a quello che era il punto di equilibrio raggiunto tra le parti sociali, e in questo caso è stato questo, quindi non c'è nessun cambio di orientamento rispetto al metodo che abbiamo seguito dall'inizio della pandemia. Incontrerai i lavoratori della Speedline a Santa Maria di Sala, in questa situazione ci sono novità, che cosa dirà insomma? No, più che dire ascolterò, nel senso che si tratta di una realtà che ha di fronte prospettive e scenari diversi. Noi manifesteremo come Ministero la disponibilità e la vicinanza ad accompagnare quello che sarà più congruo alla tenuta dei livelli occupazionali e al rilancio strategico dell'impresa. Sarà anche un momento per verificare un dato, cioè il fatto che le norme che abbiamo introdotto dopo una lunga discussione sulla delocalizzazione hanno avuto una loro funzione, perché senza quelle norme forse ci sarebbe trovati di fronte a un fatto compiuto. Quelle norme hanno consentito di aprire una riflessione, un confronto che appunto ha aperto scenari diversi su quali ora si sta lavorando. Ministro, una domanda, se permette, in prospettiva elettorale, tra un anno, salvo sorprese, si andrà al rinnovo del Parlamento, sul tema della legge elettorale, ha una sua riflessione, ha una sua valutazione? Ma sì, non è un mistero, io sono convinto del fatto che noi dobbiamo superare un quadro di regole che ha prodotto coalizioni sulla carta che non si sono mai poi trasformate in coalizioni di governo, o soltanto in rare eccezioni e per periodi limitati. Credo che sia importante lavorare per costruire un sistema che abbia un impianto più fortemente proporzionale. E non è soltanto un tema di convenienza di questa o quella forza politica. Faccio notare come i sistemi proporzionali in questo momento siano stati, dopo l'esplosione dei populismi, dopo la crisi 2008-2012, siano stati sistemi relativamente più resilienti, per usare un termine che si adopera molto, cioè sistemi nei quali la offerta più larga di opzioni politiche ha consentito di evitare polarizzazioni molto forti, ha tenuto le società relativamente più compatte
e ha consentito di mantenere livelli alti di partecipazione al voto, tutti elementi che i sistemi a impronta fortemente maggioritaria non hanno avuto. Insomma, i sistemi proporzionali non hanno mai visto episodi come quello di Capitol Hill, per dirla in una battuta. Tornando alle amministrative, su Padova avete in mano sondaggi, previsioni? No, sappiamo che c'è un clima molto buono e che c'è un apprezzamento dei cittadini all'amministrazione e che il centrosinistra parte con una posizione di forza, questo sappiamo. Grazie mille. Per la carta. Eccoci allora, alla sede regionale del Partito Democratico di Padova è arrivato il ministro Orlando, è il primo atto, queste dichiarazioni rese ai giornalisti della 2 giorni che il ministro passerà in Veneto. Dunque lo avete ascoltato, avete sentito cosa ha detto sul bonus dei 200 euro, non c'è stato uno scostamento di bilancio, avremmo voluto fare di più, e dopo il suo intervento sulle varie crisi del nostro territorio, ad esempio quella veneziana della Speedline. Allora io saluto e ringrazio invece il nostro prossimo ospite, perché in qualche modo il tema del lavoro anche con la sua presenza ne rimane. Vi presento Armando Sartori, Confartigianato, Marca Trevigiana, Oderzo, Motta. Armando, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno. Allora, Presidente, tutta la zona dell'Opitergino mottense, so che di recente è stato fatto un incontro anche con i primi cittadini per capire in quale direzione stiamo andando, ma prima di tutto voglio chiederle questo: che cosa ne sarà del bonus 110 e che cosa sappiamo sulle nuove decisioni del governo sulla cessione del credito? Ma cosa ne sarà nel 110? Bisognerebbe avere la sfera magica. Io posso dire che cosa sta significando e cosa ha significato di buono il 110, tanto così criticato, eccetera. Sta significando lavoro, sta significando aumento del PIL, ma soprattutto sta significando case più confortevoli, meno inquinamento, meno consumo energetico, tutte quelle cose che ci vengono poi in qualche maniera richieste anche dall'Unione Europea o da tutto il mondo. Non dimentichiamo che se noi non raggiungiamo determinati livelli di risparmio energetico pagheremo anche delle salatissime multe alla comunità, da qui a tendere. Quindi c'è molto di buono nel 110%. Io spero che i governanti, spero che il governo riveda quella posizione. Sappiamo tutti che Draghi e il Ministro dell'Economia sono molto scettici. Noi non siamo assolutamente d'accordo con il loro pensiero. Spiace perché sono due personaggi difficilmente contestabili, visto l'autorevolezza che gli viene riconosciuta e che noi stessi gli riconosciamo. Però qui secondo me stanno facendo una gaffa. Lo Stato ha in qualche maniera lavorato male e quindi forse involontariamente ostacolato il 110. C'è stato qualche furbetto, ma non nel 110. Le truffe per quello che riguarda il 110 mi sembra che sono i livelli del 2-2,5%, quindi voglio dire, magari non è poco, ma non sono livelli allarmanti. E, tra l'altro è un sistema, quello del 110, che poi per carità si potrà anche ridurre e rivedere in qualche maniera, che ci stanno copiando diversi paesi in Europa. Quindi voglio dire, probabilmente qui in Italia
c'è qualcosa di italiano che non funziona. Il governo ha puntato un po' il dito contro l'aumento dei prezzi, però è evidente, Presidente, me lo confermerà anche lei, che l'aumento di prezzi non è dovuto a una forma di speculazione perché tanto paga Pantalone, paga lo Stato, ma è dovuto all'aumento dei prezzi delle materie prime che servono per fare i cappotti. Torniamo sempre lì, noi siamo vittime, noi gli artigiani, chi fa il 110, siamo vittime di questo sistema, cioè voglio dire, rincari di benzina, gas, luce e quindi tutte le materie prime che poi si riversano nei costi di produzione delle materie che servono per fare il 110. Cito le cose che servono per fare il cappotto, piuttosto che il fotovoltaico, piuttosto che le pompe di calore, eccetera, eccetera. Beh, viva Dio, quei rincari di costi dassi sono riversati. Sono reali. Sono reali. Presidente, ci deve attendere un attimo. No, Presidente, mi perdoni, la devo interrompere io purtroppo perché devo lanciare il meteo e alcuni minuti di pubblicità che abbiamo tenuto in coda. Ci attenda davvero pochi minuti e poi siamo da lei. Locanda Canareggio, ristorante con cucina tipica stagionale e pizzeria con forno a legna a Rovarè di San Biagio di Callalta. Bentrovati al meteo. Una perturbazione interesserà il nostro territorio. Venerdì 6 maggio il tempo risulterà spiccatamente instabile, ma diamo uno sguardo insieme alla situazione. Sul Veneto cielo in prevalenza molto nuvoloso, con precipitazioni diffuse, come vediamo, per buona parte della giornata. Probabile diradamento, esaurimento dei fenomeni su gran parte del territorio a partire dalla sera. Temperature minime comprese tra 11 e 14 gradi, massime invece in lieve calo, oscillanti tra i 17 e i 20 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà molto nuvoloso, con piogge sparse e intermittenti, in genere di debole intensità. Temperature minime tra 10 e 15 gradi, massime sui 19 e 20 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, rovesci sparsi per tutta la giornata, migliorerà poi nella notte. Temperature minime intorno ai 12 gradi, massime sui 18-19 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Locanda Canareggio, ristorante con cucina tipica stagionale e pizzeria con forno a legna a Rovarè di San Biagio di Callalta. Eccoci, siamo in collegamento, ben ritrovati a tutti voi con il Presidente Confartigianato Derzo Motta, Armando Sartori. Abbiamo appena sentito, Sartori, l'intervento del Ministro Orlando e che cosa ne pensa di questi 200 euro che entreranno in tasca anche ai lavoratori autonomi? Beh, come diceva il Ministro, se si poteva fare di più l'avrebbero fatto e saremmo stati tutti più contenti. Oggi la situazione degli autonomi non è molto differente da quelli dagli altri lavoratori, quindi insomma nulla di scandaloso. Non sono grandi risorse, però insomma in questi momenti qua c'è tanta gente in difficoltà e quindi tutto quanto fa piacere. Insomma, è importante. Ecco. Senta, alcuni giorni fa lei ha incontrato i 4 sindaci del territorio dello Pitergino Mottense. Quali sono stati i temi e che cosa è emerso? Sì, ne abbiamo incontrati. Li abbiamo invitati 14, ce n'erano 10-11 per la verità, quindi tutto il territorio appunto dello Pitergino Mottense. I temi erano i dati. Prima mi sono imbattuto in una battuta di Gloria Tessarollo, l'ospite che avevate 10 minuti fa lì da voi, sì, l'assessore di Treviso, che diceva per il suo progetto, per creare buoni servizi bisogna partire dai dati oggettivi. Non è un pensiero molto italico, ha aggiunto, e aggiungo io, tanto meno veneto, no? Noi
siamo gente abituata ad andare un po' a navigare a vista. Ecco, i dati che noi abbiamo presentato ai sindaci sono i dati della situazione delle imprese, in particolar modo in Veneto, nella provincia di Treviso e in particolar modo nel nostro territorio, perché pensiamo che dall'analisi di certe situazioni possano dipendere o dovrebbero dipendere i progetti ad ampio raggio degli amministratori locali. Ci siamo naturalmente rivolti in primis ai sindaci perché sono gli interlocutori più diretti che noi abbiamo. Quindi a loro stiamo chiedendo, guardate, i dati sono questi, alcuni sono abbastanza preoccupanti e si parla della tenuta del sistema della piccolissima impresa, in particolar modo degli artigiani, diciamo dei veri autonomi, quindi le partite IVA, quindi quel nucleo di persone, di artigiani che hanno creato di fatto quello che è comunemente chiamato il miracolo del Nord-Est e che ora, dati alla mano, è un miracolo che si è un attimo sciolto. Che cosa si può fare per loro, allora, Presidente? Allora, sicuramente non c'è una medicina tout court, diciamo, no? Diciamo che bisognerà cercare di capire le motivazioni per cui sono nate queste imprese, e le sappiamo già perché sono note, eccetera, e adesso di immaginare, di capire le motivazioni per cui questo modello di fare impresa non interessa più. Diciamo che si potrebbe sintetizzare il tutto dicendo: guardate, i giovani sono tutti dei bamboccioni, non hanno voglia di fare nulla e a nessuno interessa fare impresa, tantomeno di diventare un piccolo artigiano, quindi un soggetto che dà servizi. Se decidiamo che la risposta è questa, allora abbiamo già detto tutto. Noi pensiamo invece che non tutti i giovani siano di bamboccioni e che bisognerà creare delle situazioni per creare nuovi mercati e per fare in maniera che qualche giovane sia vicini al mondo dell'impresa, della piccolissima impresa. Butto là solo un esempio molto terra a terra. Noi siamo nati, noi dico l'Opitergino Mottense in questo caso, eravamo zona depressa e poi con l'avvento del terziario, soprattutto nel mobile, abbiamo avuto un'esplosione di imprese e questa esplosione di imprese hanno prodotto poi altrettante esplosioni di piccoli artigiani che a queste imprese davano dei servizi. Adesso quel modello lì purtroppo è finito, ma nel momento in cui, negli anni in cui noi si lavorava con quel modello lì, abbiamo perso di vista altre opportunità che magari in altri posti d'Italia o del Veneto sono state valorizzate. Dico una cosa sola, ad esempio, nell'Opitergino Mottense il modello turistico è praticamente, a mio avviso, pari a zero. Eppure siamo a 30 km da Caorle e a 30 km dalle colline dell'UNESCO, e a 40-50 km da Venezia, e a 70 km da Cortina, e abbiamo i fiumi, abbiamo le campagne, eccetera, eccetera. Insomma, ecco, per esempio questa potrebbe essere... Il turismo è un settore assolutamente su cui puntare per l'Opitergino Mottense. Presidente, grazie per il suo contributo, per essersi collegato con noi. Ci aggiorniamo quando ci saranno nuovi dati e quando evidentemente magari anche i sindaci avranno preso delle decisioni importanti anche a favore proprio della vostra categoria. Arrivederci Armando Sartori, grazie. Grazie, arrivederci. Allora, abbiamo parlato di turismo e come non collegarci con la splendida Venezia. Dovremo avere in collegamento con noi il nostro Lorenzo Maier. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno Anna, mi sentite? Spero. Sì, ce l'abbiamo fatta Lorenzo, perché devi darci una notizia importante, l'ho anticipata proprio all'inizio di questa edizione, è la prossima madrina della mostra del cinema di Venezia. Chi sarà? Esattamente, arriva da Madrid e sarà Lorcio Muñoz Morales, una
conduttrice che sicuramente ci ricorderemo perché ha condotto tra l'altro anche il Festival di Sanremo nel 2013, nata nel 1988, sarà lei a condurre sia la serata di inaugurazione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia il 31 agosto, sia la cerimonia di chiusura il 10 settembre con la consegna dei Leoni. Un nome di altissimo profilo, come detto, che peraltro molti sapranno, insomma, coloro che seguono il mondo dello spettacolo e del gossip, che è anche moglie del grandissimo Raoul Bova, e mamma di 2 figli, che sarà una delle star in arrivo per questa mostra. Il direttore Barbera, dopo anni di conduzione italiana con grandi nomi che ci ricordiamo, da Anna Foglietta al corso anno Serena Rossi, quest'anno torna ad esserci una madrina straniera, anche se è di casa praticamente in Italia, sebbene sia nata a Madrid, che ha una grande esperienza nel mondo della conduzione, ha fatto anche diversi film, quindi attrice, conduttrice ed ex modella, cosa vogliamo di più? Senti Lorenzo, potrebbe essere finalmente un'edizione senza mascherine? Questo è quello che si augurano tutti, è quello per il quale tutti stanno lavorando anche all'interno della Biennale. Nessuno lo dice perché chiaramente bisognerà poi valutare. Ricorderete che anche l'anno scorso c'era così la speranza che con l'obbligo della vaccinazione ci potesse essere una capienza al 100%, poi non fu così, perché oltre alla mascherina e alla vaccinazione, il Green Pass eccetera, venne chiesto anche di ritornare con le sale al 50%. Quest'anno diciamo che se non ci saranno brutte sorprese sembra una cosa non dico scontata, ma nell'ordine delle cose che si possa tornare a una capienza al 100%, peraltro con 2 sale in più che sono state realizzate, allestite proprio in tempo di pandemia per la capienza al 50% che ci saranno ancora, quindi 2 sale in più, quindi una mostra che potrà accogliere ancora molti più spettatori, molto più pubblico, molti più appassionati. Ce lo auguriamo davvero, grazie Lorenzo Maier per il tuo collegamento, buon lavoro ovviamente oggi alla redazione di Venezia, grazie. A voi. Allora noi ora ci colleghiamo invece, sempre un collegamento Skype, con Patrizia Manca, segretario della Fisascat CISL. Patrizia, buongiorno, grazie per essersi collegata con noi. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Tra l'altro Patrizia, noi abbiamo da poco terminato una bella ospitata con l'assessore alle parità di genere e alle politiche sociali del Comune di Treviso, con la ricercatrice di Veneto Lavoro. Si è parlato proprio di lavoro al femminile, quindi ci fa ancora più piacere poter collegare i dati che sono emersi con la sua presenza. Fisascat, quindi diciamo tutto il settore legato al turismo e ai servizi, un settore che impiega molte donne. Com'è la situazione attuale nella Marca trevigiana? Intanto sicuramente il nostro è un settore che è ricco di presenza di donne all'interno del mondo del lavoro. Circa l'85% è rappresentato proprio da donne, quindi all'interno della Marca trevigiana in modo particolare queste donne sono ben rappresentate, e possiamo anche dire che nel nostro settore il tessuto imprenditoriale è sano. Le imprese, anche dai dati che abbiamo messo in evidenza con l'osservatorio istituito presso l'ente bilaterale proprio nelle settimane scorse, evidenzia che le imprese continuano a crescere, e continuano a crescere anche i lavoratori occupati, in modo particolare anche le donne. Quindi il terziario rappresenta un'opportunità di lavoro, che può essere scelta soprattutto da giovani e anche dalle donne, proprio anche per l'opportunità di avere contratti che possono essere a tempo
a tempo diciamo più flessibile. L'importante è che si riescano a sottoscrivere dei contratti che mettano in luce della buona flessibilità, cioè che si tenga conto delle esigenze delle imprese e dei lavoratori e delle lavoratrici in particolare. Ecco, lei come vicepresidente appunto di Ebicom ci sta raccontando di quanto poi sia importante, no, la bilateralità per capire dal punto di vista sindacale ma anche dal punto di vista di chi cerca di fare ripartire questo paese dal punto di vista dei servizi e di generare una vera e propria ripresa dopo questi 2 anni di pandemia. C'è tanta paura, prima abbiamo parlato con il presidente di Ascom Capraro, per l'occupazione, no? L'occupazione quest'estate di giovani, anche meno giovani, ma che potrebbero essere i nuovi stagionali, che potrebbero però anche non presentarsi all'appello della chiamata proprio dei datori di lavoro, che hanno bisogno di personale. Sì, diciamo che sta riniziando la diatriba tra la ricerca del personale da parte delle imprese, che alcune imprese evidenziano che i giovani non rispondono alla chiamata. Poi dall'altra parte c'è anche la comunicazione da parte la dichiarazione da parte dei giovani, ma anche da parte delle organizzazioni sindacali, di dire che forse è opportuno rivedere anche i contratti. Allora la bilateralità rappresenta un'opportunità, perché la bilateralità è uno strumento della contrattazione dove le parti sociali, quindi parti datoriali, parti sindacali, possono evidenziare quelle che sono le esigenze del settore e quindi definire quella contrattazione, quelle regole che possano accompagnare anche il momento storico che stiamo vivendo, che è quello di avere personale competente, maggiormente competente, quindi accompagnare con della formazione attraverso la valorizzazione del capitale umano e quindi rendere appetibile questo settore, perché veramente rappresenta un'opportunità di lavoro per il prossimo futuro. Come valuta i contratti di questo settore? Partiamo da qui per poi parlare anche dei contratti legati al settore della vigilanza privata. Ma intanto parliamo proprio del turismo e dei servizi. Come valuta i contratti? Si può fare di più? Si può fare di più e sicuramente attraverso la bilateralità c'è l'opportunità di ritrovarci insieme come parti sociali per mettere in evidenza una contrattazione che possa dare risposte a quelle che sono le richieste delle imprese e dei lavoratori. Ai lavoratori dare quel riconoscimento di professionalità, quella formazione continua e anche consentire contemporaneamente alle imprese di non perdere quei talenti che in questi anni sono emigrati verso altre parti, perché anche lo scorso anno abbiamo avuto in alcuni territori delle richieste di lavoro nelle fabbriche e alcuni lavoratori del settore hanno preferito lasciare da parte le competenze acquisite per andare a lavorare in un settore che non era loro, proprio perché avevano l'opportunità di retribuzioni più elevate. Quindi attraverso la bilateralità, ribadisco, c'è l'opportunità veramente di fare un'analisi e poi mettere in campo come parti sociali la contrattazione territoriale che consenta anche attraverso la produttività di dare risposte e retribuzioni più adeguate al territorio. Come siamo messi negli altri paesi, Patrizia? Siamo un po' indietro, c'è questo fenomeno di questi ragazzi che magari i lavori stagionali vanno a farli all'estero, perché è un'esperienza di vita o perché veramente pagano di più? Allora, diciamo che ho avuto l'opportunità di sentire proprio giorni scorsi dei giovani lavoratori che sono andati a fare delle esperienze a Londra. E mi hanno riferito che è vero, hanno una retribuzione
un po' più elevata a livello di mensile, però dobbiamo ricordarci che nel nostro settore abbiamo altre forme di retribuzione. Per esempio nel settore del commercio e del turismo abbiamo l'opportunità della bilateralità, che consente loro di avere quindi della formazione, consente la possibilità di avere dei sussidi. Abbiamo i fondi di previdenza complementare che sono contrattuali. Questo è un argomento che probabilmente molti giovani non conoscono, ma forse anche le imprese. Infatti credo che nei prossimi mesi metteremo in atto una campagna anche di conoscenza di questi fondi, perché pensare di potersi costruire una pensione per il futuro dove l'impresa ci versa contrattualmente, questo è previsto, dove l'impresa ci versa dei soldi e il lavoratore pure, io credo che possa essere una buona risposta. Quindi se ci limitiamo a controllare il netto a fine mese, è ovvio che a Londra si percepisce una retribuzione più elevata, ma hanno anche un costo di vita molto superiore e vengono a mancare la malattia, vengono a mancare tutte queste coperture. Senta Patrizia, so che è un tema a lei molto caro e purtroppo è emerso in tutta la sua attualità con il decesso di Antonio De Marco, un vigilantes, lavorava per la sicurezza privata e pare che sia stato colpito da infarto dopo diversi giorni di straordinario, ore e ore di lavoro, così come denunciato anche da alcuni colleghi. Ecco, anche questo è un settore su cui evidentemente bisogna intervenire. Dove secondo lei bisogna cambiare radicalmente i paradigmi per questo settore della sicurezza? Beh, intanto dobbiamo dire che il contratto della vigilanza è scaduto da 6 anni, quindi i lavoratori del settore non hanno degli aumenti retributivi, siamo fermi a delle retribuzioni di 6 anni fa. Le retribuzioni sono anche abbastanza basse perché per poter avere una retribuzione adeguata di 1.200-1.300 euro un nuovo assunto deve fare tante ore di straordinario, quindi lavorare 12 ore al giorno senza avere neanche la possibilità quindi di poter riuscire a conciliare la propria vita personale e familiare. Questo è un dramma del settore. Ecco che ci ritroviamo quindi ad avere lavoratori che appena hanno la possibilità vanno via e vanno a trovare delle opportunità di lavoro in altri settori. Perché secondo lei è un settore su cui si sta investendo così poco? C'è poca concorrenza, sappiamo che dopo il fallimento di Compiano e anche di Nes c'è stato un unico diciamo, datore di lavoro. Cioè, qual è il problema? Perché è un lavoro così poco remunerato e quindi così poco tenuto in considerazione? Perché purtroppo ci sono delle normative che non sono adeguate ai tempi, intanto, e nel settore certo riuscire ad avere, sono legati poi i servizi a degli appalti e naturalmente quando si partecipa ad una gara d'appalto riesce a presentare una offerta più vantaggiosa chi ha maggiori diciamo, opportunità di personale e di dare garanzie. Questo quindi limita anche tra virgolette la possibilità di avere più istituti presenti in determinati territori. Comunque anche nella Marca ci sono dei più istituti sono presenti, quindi l'opportunità per poter dare risposte diciamo concrete a quelle che sono i segnali che noi mettiamo in evidenza come importanti per i lavoratori del settore sarebbe quello di creare un tavolo come in passato, un tavolo territoriale che metta insieme tutte le imprese del territorio affinché si possa creare una formazione adeguata ma anche una produttività che venga riconosciuta per tutti i lavoratori del settore e quindi anche tra le imprese possano non farsi il dumping.
Certo, chiarissimo, chiarissimo. Patrizia, grazie per essere stata in nostra compagnia. Se qualcosa si dovesse muovere anche appunto sul fronte di questi contratti che, come dice lei, sono scaduti da anni, e si parla davvero della dignità dei lavoratori, no? Lavoratori che poi devono difendere la nostra sicurezza, e quindi a maggior ragione è un settore molto importante. Sono lavoratori che poi possono anche rischiare la vita, e quindi è giusto che questa responsabilità così grande che hanno venga in qualche modo pagata, venga dato un valore alla responsabilità che portano con sé tutti i giorni quando lavorano. Grazie Patrizia. Grazie a voi e buon proseguimento. Patrizia Manca, Fisascat CISL, grazie e buon proseguimento anche a lei. Noi abbiamo ancora pochi minuti, ma vi voglio parlare di un tema importante. Andiamo in pubblicità e tra pochissimo per parlare di donazione di midollo, perché adesso c'è una novità: basta un test salivare per diventare donatori ed entrare nel registro dei donatori. A tra poco. Ben ritrovati, sono le 14:20, ancora 10 minuti di informazione per lasciarci e darvi appuntamento poi ai notiziari della sera a partire dalle 18:30. Vi presento la nostra prossima e ultima ospite, lei è Paola Baiguera. Parliamo con Admo. Buongiorno Paola, una nostra conoscenza che ringraziamo per essersi collegata. Buongiorno Paola. Grazie a voi, ben ritrovati nuovamente. Allora Paola, qual è la novità? Intanto raccontiamola. Ho anticipato, basterà un test salivare. Come funziona? Siamo orgogliosissimi di essere la quinta regione in Italia ad aver abbracciato il progetto Match at Home. Questo nome inglese rappresenta proprio la possibilità per i giovani dai 18 a 35 anni di fare a casa un test salivare che poi permetterà ai propri dati genetici di essere inseriti nel registro dei donatori di midollo osseo. Allora, intanto questo test chi lo fornirà, come funziona? Bisogna chiederlo, diamo proprio tutti i riferimenti utili. Sì. E poi parliamo del registro, ovviamente. Allora, è una procedura che parte da una preiscrizione sul nostro sito, facilissima, quindi admo.it. C'è proprio la scheda iscriviti, dove tutte le persone che vogliono avvicinarsi alla donazione si iscrivono mettendo proprio tutti i nomi, i dati anagrafici, scusate. C'è la possibilità di richiedere la prenotazione sia ad un centro trasfusionale, ma da oggi per il Veneto e per altre 5 regioni da molti mesi, Piemonte, Liguria, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna lo fanno da svariati mesi, la possibilità di richiedere questo kit, di ricevere questo kit a casa. Quindi ci sarà da parte della segreteria di Admo Veneto un contatto per poter concordare la giornata ideale per un colloquio telefonico in videoconferenza con un medico che accerterà tutte le caratteristiche fisiche e anche di volontarietà, quindi accertando la decisione serena e consapevole del donatore di iscriversi al registro, e se tutto questo iter avrà successo si concorderà la spedizione di un kit che è una pipetta, la chiameremmo così, e il ragazzo la riceverà a casa, quindi proprio suonerà il postino consegnandogli questo pacco che sarà già completo di tutte quelle che sono le informazioni e le caratteristiche per poter prelevare il campione salivare in questa pipetta con una procedura che è indicata proprio passo passo, molto, molto semplice. La pipetta deve essere richiusa, imbustata con vari passaggi indicati e poi rispedita. Nel momento in cui riceveremo il campione salivare lo porteremo direttamente a Vicenza, dove c'è il macchinario per poter analizzare i dati genetici tramite il campione salivare. Cosa ha reso possibile allora? Cioè, qual è stato il passaggio importante, fondamentale che ha aggiunto anche il Veneto a queste regioni? Questo macchinario, immagino. Sì, esatto, fino a poco tempo fa l'unico modo per entrare nel registro era il prelievo ematico, quindi il prelievo di sangue presso i centri trasfusionali, che è tuttora assolutamente valido per tutta Italia e anche per tutto il Veneto. Diciamo che questa possibilità di ricevere questo kit per il prelievo salivare a casa è un'opportunità in più che diamo,
che ci ha in qualche modo indotto il Covid, no? Perché eravamo chiusi in casa, la drammaticità del calo delle iscrizioni ha comportato per il registro dei donatori, ma anche il Centro Nazionale Trapianti, quindi è una collaborazione a vastissimo respiro, e la Regione Veneto ha abbracciato questo progetto proprio perché a Vicenza c'è questo macchinario che permette la lavorazione dei campioni salivari, e quindi noi stiamo partendo con grandissimo entusiasmo per dare questa doppia possibilità, perché l'unico obiettivo è quello di far entrare più giovani possibili nel registro dei donatori di midollo osseo. Entrare, iscriversi e forse lo si fa anche rendendosi conto che poi alla fine la donazione del midollo osseo non è un intervento così invasivo. Vogliamo un po' ricordare questo ai nostri telespettatori? Assolutamente, grazie dell'opportunità di ricordarlo, che intanto avviene solo se c'è la compatibilità genetica, quindi la nostra urgenza è di ampliare sempre di più il bacino delle persone disponibili, perché andiamo ad un livello di cellule, quindi la compatibilità deve essere il più possibile vicina al 100%, è come andare a cercare un ago in un pagliaio, ricordiamo che la compatibilità è di 1 su 100.000. Quando veniamo trovati compatibili veniamo richiamati, c'è un iter per verificare la salute del donatore che deve stare benissimo, ovviamente questa è la garanzia di fondo sempre in qualsiasi ambito, e il prelievo delle cellule avviene ormai in 9 casi su 10 con un procedimento molto simile alla donazione di plasma. Quindi da aferesi, questo è il termine tecnico, ma da prelievo da sangue periferico, quindi da braccio. Il donatore è assolutamente sveglio, non deve assumere particolari posizioni, è sdraiato in un lettino, coccolato da infermieri e medici che seguono questo procedimento, che forse ecco la cosa un po' particolare, può durare qualche ora perché dobbiamo attendere che il circolo sanguigno passi in un macchinario che si chiama separatore cellulare e che separi le cellule staminali emopoietiche, questo nome strano che ha il midollo osseo in termini tecnici, rispetto al resto dei componenti del nostro sangue. Siamo felici insomma di avere l'opportunità di ricordare che quindi la donazione di midollo osseo assolutamente non è pericolosa e non comporta nessuna né rischio né conseguenza per i nostri donatori. Poi significa donare vita sostanzialmente, Paola. Esatto, no? Ecco sì, la conseguenza è quella di sentirsi veramente un po' arricchiti, anzi moltissimo arricchiti da questo gesto, e avere la certezza di aver dato una seconda opportunità a chi è in attesa di rinascere, perché per chi riceve queste cellule è una vera e propria rinascita, perché c'è un ricambio di quelle che sono le cellule che producono il nostro sangue, perché noi in ogni momento, grazie alle cellule del midollo osseo, stiamo bene, perché i nostri globuli bianchi, i nostri globuli rossi, le nostre piastrine lavorano, ma se una persona invece ha bisogno di un trapianto è perché è in pericolo di vita. E i donatori sono una vera e propria opportunità di rinascita. Quindi ecco perché per noi è indispensabile aumentare le giuste informazioni e aumentare il numero di donatori disponibili all'interno del registro nazionale. Ricordiamo anche, Paola, che al di là dell'atto in sé, che non è un atto particolarmente invasivo, poi non ci sono nemmeno conseguenze per il donatore per il proseguimento della propria vita, non ci sono conseguenze, ciò che viene dato non comporta insomma delle perdite per chi dona. Assolutamente, ricordiamo che è una procedura che avviene comunque in ospedale e avviene dopo un percorso, il donatore viene assolutamente verificata la sua salute prima di intraprendere il percorso, quindi non è un gioco alla roulette russa, ma il donatore dona solo se sta bene e se continua a stare bene durante la donazione e se continua a stare bene dopo. Assolutamente c'è già una persona che sta male e che deve ricevere, nessuno di noi e tantomeno dei professionisti che seguono le donazioni tutti i giorni metterebbero a rischio un'altra vita, e quindi lo confermiamo. Io non ho mai donato se non il sangue, e anche solo donare il sangue dà comunque una scarica di energia positiva, quindi è tutto da guadagnare nel dono. Senta Paola, quante persone sono in attesa di un trapianto in Veneto? Allora, noi personalmente siamo in contatto con
qualche famiglia, sicuramente siamo ancora alla ricerca. Le storie che avevamo raccontato l'anno scorso, che erano finite sui giornali, non sono andate tutte a buon fine, siamo ancora a caccia grossa per Luisa, per Fabiano, ci sono nuove storie perché c'è una piccolina che è Valentina, e ricordiamo che non solo in Veneto ma in tutta Italia ci sono persone che davvero da un momento all'altro si trovano di fronte a un muro, e i donatori rappresentano davvero una boccata d'ossigeno. Quindi ne approfitto per ringraziare le scuole, tutti i gruppi sportivi che ci stanno dando l'opportunità di andare a dare le giuste informazioni per continuare a trovare donatori, perché abbiamo disperatamente bisogno di andare a raccontare che il midollo osseo è qualcosa che ciascuno di noi produce e che facilmente si può donare in totale sicurezza, per davvero dare una seconda possibilità di vita a chi altrimenti potrebbe non avere nessuna chance. Paola, grazie davvero a lei e a tutti i volontari di ADMO che continuano a diffondere questa speranza di vita, e grazie davvero per essersi collegata. Tutti i riferimenti li trovate sui siti, sulla pagina Facebook, qualsiasi domanda avrà sempre e comunque una risposta. Grazie ad Antenna 3 che ci permette queste bellissime finestre ogni tanto, grazie davvero, buon lavoro a voi. Arrivederci Paola Baiguera, arrivederci. Allora, c'è giusto il tempo per darvi un'ultimissima notizia che ci parla di speranza, perché è previsto per domani l'arrivo di un nuovo volo dell'aeromobile della Guardia di Finanza che porterà in Italia, tra gli altri, 2 pazienti provenienti dall'Ucraina e assegnati al Veneto per essere trasferiti e affidati alle cure del personale degli ospedali di Castelfranco e Padova. Si tratta di un bambino di 9 anni che, oltre ad aver subito dei traumi, è affetto da una malattia cronica, destinato all'azienda ospedaliera di Padova. Un uomo invece di 34 anni, gravemente malato, sarà preso in cura allo IOV, l'Istituto Oncologico Veneto, nello specifico l'unità di ematologia della sede di Castelfranco Veneto. È davvero il territorio li attende a braccia aperte per poterli curare. Questa è l'ultima notizia con cui vi lascio, vi ringrazio ancora per la vostra cortese attenzione. Ci vediamo con l'informazione alle 18:30 TG Veneto, poi gli altri notiziari a seguire, e arrivederci ancora. Grazie a Mattia Pizzai e Italo Morau in regia. Arrivederci.